Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, sono le 7 di lunedì 19 gennaio, vi anticipo chi saranno i nostri ospiti di quest'oggi, il consigliere di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale Gabriele Cinquepalmi che sarà con noi dalle 8 alle 9, a seguire dalle 9 alle 10 Pierluigi Carutenuto, consigliere della lista Russo Punto Franco nella sesta circoscrizione, che è l'area, per intenderci, che include i rioni di San Luigi, San Giovanni, Longera, Rozzol, quella parte diciamo di città della sesta circoscrizione. Andiamo con ordine con la lettura della pagina meteo dal sito dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Una depressione sul Mediterraneo e un anticiclone sull'Europa orientale fanno affluire sulla regione correnti da est che da oggi saranno secche e anche più fredde. Le temperature sono attorno allo zero come valori minimi, fra 0 e 3 gradi, le massime 5-7 gradi centigradi. È previsto cielo sereno per oggi con buona moderata in pianura e sostenuta sulla costa. Per domani cielo sereno, gelate notturne in pianura, soffiera buona moderata più sostenuta sulla costa, atmosfera secca, con minime che possono andare sotto lo 0 fino ai -1, 2 gradi come intervallo di valori delle temperature minime, tra i 5 e i 7 gradi invece le massime, come detto, previste per domani, martedì 20 di gennaio. Andando a vedere il dettaglio settimanale che ci porta fino a giovedì, dovremmo avere condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, fino a mercoledì ancora la presenza di vento con buona moderata sulla costa e poi in attenuazione nel corso già di mercoledì sera con giovedì, dove il vento dovrebbe essere meno presente un po' su tutta la regione. Questo esclude in questa proiezione di previsione per adesso precipitazioni proprio nelle prossime giornate. Questo è il meteo, andiamo in ordine con le notizie e come spesso facciamo al mattino cominciamo con il quotidiano Il Piccolo. Nella sua prima pagina leggiamo la notizia di apertura che è supermercati. C'è un allarme furti, SOS furti, il valore di quanto rubato nel 2025 ha sfiorato il 2% del fatturato dei negozi della regione. I titolari corrono ai ripari con sistemi antitaccheggio sempre più sofisticati e telecamere dotate di programmi con l'intelligenza artificiale. Aumentano i furti nei supermercati nonostante le telecamere, i dispositivi antitaccheggio e la vigilanza privata. La FIDA, che è la Federazione Italiana Dettaglianti Alimentazione di Confcommercio, denuncia un incremento dei colpi messi a segno nei market della regione, soprattutto durante la stagione invernale, quando i cappotti rendono più facile celare la merce sottratta. L'incidenza dei furti in Friuli Venezia Giulia ha ormai raggiunto l'1-2% del fatturato. Poi questa notizia è approfondita alle pagine 2 e 3 del Piccolo. La foto invece ci porta allo sport, o meglio al divorzio fra Triestina e Attilio Tesser che vedete in fotografia. Divorzio Triestina-Tesser dopo la quarta sconfitta è il titolo della fotonotizia. La società ha interrotto il rapporto con il tecnico veneto e torna Giuseppe Marino. Qui una foto di Tesser in panchina. Il tecnico veneto è stato esonerato ieri sera ed è stata decisiva la quarta sconfitta in campionato, con una Triestina che rimane ferma a -2 per la penalizzazione di 23 punti che ha contraddistinto il suo inizio di stagione. È una gestione che in questo momento non lascia ottimisti i tifosi, non soltanto per la posizione in classifica e adesso l'esonero di Tesser, ma anche per determinati adempimenti che, stando a quanto risulta anche dal Comune di Trieste, che ha un rapporto in natura contrattuale con la Triestina per quanto riguarda la concessione dello stadio, ci sono ancora pendenze non ottemperate. Altri titoli dalla prima pagina del Piccolo, con lo sguardo
all'estero, agli affari esteri meglio dire. Groenlandia, Meloni a Donald Trump, un errore, i dazi ai paesi europei. Vertice urgente dell'Unione Europea, l'Europa è sotto shock, l'affondo senza precedenti di Donald Trump contro alcuni dei suoi principali alleati, colpevoli di aver alzato troppo la cresta sulla Groenlandia. Secondo il Financial Times, gli europei, in vista degli incontri con Trump a Davos, starebbero valutando contromisure per 93 miliardi di dollari. La premier Meloni ha telefonato al presidente statunitense per dirgli che imporre dei dazi agli alleati è un errore. Con le notizie di cronaca invece, coltelli e traffico di abiti griffati, gli affari segreti dei Maranza dopo le rapine del weekend. Le 2 rapine avvenute venerdì sera nell'arco di 2 ore sul Molo Audace in via Svevo preoccupano le forze dell'ordine. Bimbo ucciso, la madre resta piantonata al Maggiore, iniziata la perizia psichiatrica su Olena Stasiuk, la madre omicida che ha tagliato la gola al figlio Giovanni Trame a Muggia. Ricorderete l'episodio. Ancora titoli con quelli che sono gli argomenti dell'inserto centrale di oggi: produttori di vino alle prese con grandi giacenze nelle cantine, e poi il viaggio nel sito Barilla di Muggia fra semola e carrelli a guida laser. Questo, come detto, nell'inserto del piccolo di quest'oggi. The Donald e gli odiatori della rete, questa è l'analisi di Roberto Morelli. I giochi invernali invece verso Milano Cortina 2026, la fiaccola delle Olimpiadi è in Veneto, venerdì sarà in Friuli Venezia Giulia. La torcia olimpica è arrivata in Veneto alle 15:50 di ieri. La cerimonia del braciere si è svolta a Verona, venerdì 23 gennaio l'ingresso in Friuli Venezia Giulia, definito il percorso della fiaccola paralimpica. E a pagina 12 ci sono i dettagli anche di questo itinerario. La rosa bianca che sfidò Hitler, lo riporta Giulia Basso a pagina 22, Fiume o morte, satira da premio, invece la firma è di Paolo Lughi, in questo caso a pagina 23 con gli Oscar europei, come viene intitolato l'articolo, che vedremo poi nella pagina dedicata alla cultura. Con ordine però andiamo invece alle notizie locali con la cronaca di Trieste. Debiti del Rittmeyer, il TAR boccia il ricorso sul commissariamento. L'ex presidente Perfler aveva impugnato il provvedimento della regione. La replica dei giudici: emerse inadeguatezze e opacità di contabilità e gestione. Piena legittimità, leggiamo dall'articolo di Laura Tonero, piena legittimità del commissariamento dell'Istituto per ciechi Rittmeyer, così il 13 gennaio ha deciso il TAR, respingendo perché infondato il ricorso presentato dall'ex presidente del Rittmeyer Hubert Perfler contro il provvedimento della regione, che lo scorso mese di settembre aveva disposto lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda pubblica di servizi alle persone, nominando commissario l'avvocato Lorenzo Capaldo. Una decisione scaturita a fronte di una situazione di grave irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale, economica e contabile e finanziaria della ASP, che poneva l'amministrazione regionale nelle condizioni di non poter esercitare la propria vigilanza sul Rittmeyer. Ci sono poi a fianco i nomi, i volti meglio dire, delle persone coinvolte in questa vicenda, l'ex presidente Hubert Perfler, che ha contestato la situazione, poi al commissario che invece è subentrato per nomina regionale. Nella stessa pagina leggiamo un altro articolo: venduti 2 degli immobili, nuova asta per via Madonnina, in fase di aggiudicazione gli edifici di via commerciale e via del Rivo per cercare di ripianare i debiti dell'Istituto Rittmeyer. Il commissario nominato della regione Lorenzo Capaldo aveva deciso di alienare 3 immobili dei 3 edifici a destinazione residenziale messi all'asta. 2 ora sono in fase di aggiudicazione. Si tratta dell'immobile in via commerciale 59, messo in vendita con una base d'asta di 402.000 euro, e di quello di via del Rivo 4 a San Giacomo, base d'asta 497.000 euro.
Attualmente sono in corso le procedure di controllo previste per legge sui requisiti delle società che hanno presentato l'offerta migliore. Poi si procederà con l'aggiudicazione definitiva. Fino a quel momento i riferimenti non verranno resi noti. Asta per il macello di Prosecco, il comune pronto a un'offerta in liquidazione dal 2023. L'assessore al patrimonio immobiliare conferma l'interesse dell'amministrazione. La struttura ha cessato l'attività nel 2022 ed è sempre stata in mano ai privati. Appena sarà indetta la nuova asta per la vendita del macello di Prosecco, il comune di Trieste presenterà la propria offerta. La conferma arriva dall'assessore comunale alle politiche del patrimonio immobiliare Elisa Lodi. Ad anticiparla era stato il sindaco di Cormons, Roberto Felcaro, che nel valutare le alternative possibili alla chiusura del macello presente sul territorio del suo comune aveva auspicato che la struttura del Carso potesse riaprire anche solo temporaneamente. Oggi la struttura di Prosecco, aveva detto, risulta sotto curatela fallimentare in attesa che vengano espletate le pratiche burocratiche inerenti all'acquisto dell'immobile da parte del comune di Trieste. Dunque, se il municipio dovesse aggiudicarsi l'asta, la struttura per la prima volta diventerebbe pubblica. Secondo i documenti, il macello di Prosecco è stato edificato nel 1968, ma in quel sito l'attività di macellazione potrebbe addirittura risalire agli inizi del Novecento. Di certo c'è che è rimasto operativo fino alla metà del 2022, che il 7 giugno dell'anno successivo era stata dichiarata la liquidazione giudiziale. L'area ha un corpo di 270 metri quadrati, circa 220 sono occupati dalla parte deputata alla macellazione, con celle frigo, gabbie, guidovie e condizionatori. Gli altri spazi sono dedicati agli uffici. Il lotto si conclude con un'ampia zona scoperta da 1900 metri quadrati, utile per la movimentazione dei mezzi per il carico e lo scarico. Il contesto potrebbe sostituire l'attività interrotta a Cormons, come detto, è valutata come un'alternativa, anche se geograficamente distante, ma come area di superficie e come potenziale comunque viene giudicata idonea a proseguire l'attività. Cambiamo argomento: la perizia sulla psiche della madre omicida, l'esito in marzo con l'incognita dell'ergastolo. L'indagine sulla donna che ha ucciso il figlio di 9 anni a Muggia. Olenia Stasiuk rischia il massimo della pena solo se si escluderanno vizi di mente. Da più di 2 mesi è piantonata all'ospedale Maggiore. È iniziata la perizia psichiatrica, leggiamo su Olena Stasiuk, la madre omicida che il 12 novembre a Muggia ha tagliato la gola al figlio di 9 anni Giovanni Trame. Lo psichiatra Lucio Di Gennaro, incaricato dal giudice per le indagini preliminari, ha 60 giorni di tempo per stabilire se la 55enne ucraina fosse capace di intendere di volere al momento dell'efferato delitto e se la donna sia in grado o meno di stare a processo. Salvo proroghe, il responso è atteso dunque entro fine marzo. Qui le foto della stessa Stasiuk portata da un'area a un'altra dalla polizia penitenziaria, il piccolo Giovanni Trame con accanto il luogo dove si è consumata questa tragedia, il portone dell'edificio dove abitava la donna al centro di Muggia, a 2 passi dal municipio. Colloqui e test psicodiagnostici emersi in precedenza tratti paranoici. Queste sono le prime informazioni relative agli accertamenti già svolti in queste settimane. Minaccia con la pistola alla coppia di vicini, condanna confermata. La sentenza in appello aveva puntato una pistola contro i vicini. Solo in un secondo momento quell'arma privata del tappo rosso si era rivelata un giocattolo. Quel giorno di 6 anni fa era sembrata vera l'arma ai destinatari delle intimidazioni che abitano in Erta di Sant'Anna. Martedì la Corte d'Appello ha confermato la condanna per minacce aggravate a carico di un 75enne triestino, 3 mesi di reclusione con la sospensione della pena condizionata al risarcimento dei danni quantificati in 5.000 euro. Sigarette nascoste nel tir, autista patteggia 12 mesi, l'accusa era quella di contrabbando. Coltelli e traffico di vestiti griffati, ecco gli affari segreti dei Maranza. Le rapine di venerdì svelano il giro criminale dei gruppi di minorenni, controlli di polizia al fast food McDonald's. Le 2 rapine avvenute venerdì sera nell'arco di 2 ore sul Molo Audace in via Svevo, di cui una messa a segno e l'altra solo tentata e finita
in minacce preoccupano e non poco le forze dell'ordine, tanto più dopo gli altri episodi violenti come le risse e gli atti vandalici che si sono susseguiti nelle ultime settimane. E a ciò si aggiungono pure furti nelle case, come dimostrano le recenti indagini della polizia e dei carabinieri. Il fenomeno della criminalità dei Maranza si è ormai radicato anche a Trieste, anche perché non investe solamente i gruppi di minori stranieri ospiti dei centri di accoglienza e gli stranieri di seconda generazione, ma si sta sempre di più allargando anche tra gli adolescenti triestini affascinati dai coetanei che si atteggiano a piccoli criminali, e in tanti di questi ragazzi ora stanno prendendo l'abitudine di girare armati di coltello. Lo dimostrano i 2 episodi di venerdì sera alle 20:30 nei pressi del Molo Audace. 2 adolescenti sono stati avvicinati da una coppia di Maranza, uno impugnava un coltello e ha costretto una delle 2 vittime a togliersi il giubbotto di marca che indossava, un blower nero, e a consegnarlo. I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire con precisione quanto avvenuto e c'è, come leggiamo dal titolo, poi tutto un interessamento nei confronti dei vestiti griffati e questi ragazzi, molto spesso sono giovanissimi, che girano armati di coltello. Andiamo a collegarci ora con la sala operativa della polizia locale, dove ci attende l'ispettore capo Luisa Mastracchio per le notizie di giornata in termini di cantieri e viabilità. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora guardi, dunque la notte intanto posso comunicare che è andata abbastanza bene nonostante le forti raffiche di bora che erano in atto. Non abbiamo avuto richieste per bora, per cadute di vetri, intonaci e chi più ne ha più ne metta. Quindi da quel punto di vista non abbiamo avuto assistenze ai vigili del fuoco per questo tipo di interventi. Per quanto riguarda la giornata di oggi, sì, come ha detto lei, comunque ci saranno i vari cantieri insomma in atto e anche iniziano, poi chiaramente non abbiamo contezza del fatto che siano almeno in atto anche stamattina anche le potature, in particolare anche sulla via Slattaper, un bel tratto della via Slattaper e sulla via De Ralli, poi comunque diversi altri cantieri, quindi attenzione ai divieti sosta. C'è da dire che vi è oggi la chiusura della via Margherita dal civico 1 al 21 circa per lavori di accegas elettricità. Questo comporta divieto di sosta di fermata con rimozione dalle 0:24 e appunto tra i civici 1 e 21, poi divieto di transito dalle 9 alle 16:30, diciamo orario di cantiere, e anche il divieto di transito di pedoni esclusivamente però dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16:30. Un intervento è previsto a durata di circa 10 giorni naturali e consecutivi. E dunque naturalmente il transito dei pedoni soltanto nel tratto lungo la scalinata che da via Margherita conduce alla parte alta di appunto pendice dello Scoglietto. E la deroga è naturalmente a favore dei mezzi dei frontisti diretti alle proprietà laterali con esclusione delle aree che sono fisicamente inaccessibili, e la deroga anche chiaramente forze dell'ordine, personale di soccorso in servizio di emergenza, quindi chiusura e divieti, qua attenzione in particolare a questo tratto di strada. E per la giornata di oggi ancora si terrà alle ore 11 la processione religiosa promossa dalla comunità serbo-ortodossa per la celebrazione dell'Epifania ortodossa, appunto che doveva già esserci ma a causa condizioni meteo avverse, vediamo oggi, alla quale è prevista la partecipazione di circa 100 fedeli. La processione dovrebbe partire dalla chiesa di San Spiridione, dopo la Santa Liturgia, poi si concluderà in via Bellini nei pressi del Canal Grande. Anche qua non abbiamo avuto notizie di annullamento, adesso io penso che sarà in atto oggi, ecco, non abbiamo altre notizie in merito. E per quanto riguarda la situazione del traffico adesso è scorrevole, non abbiamo situazione di blocchi o di incidenti in sede cittadina o comunque del comune. Per questo saluterei e restituirei la linea. Grazie all'ispettore capo Mastracchio, buona giornata, buon lavoro a lei colleghi. Grazie anche a voi, grazie, salve. Grazie per tutte le informazioni relative tanto alla chiusura della strada via Margherita quanto poi alla celebrazione dell'Epifania ortodossa. Vedremo anche se il meteo sarà
o meno un discrimine per lo svolgimento di questa liturgia. Andiamo a leggere le altre notizie del piccolo schianto in Viale Miramare, il rimpallo di responsabilità. Il conducente sostiene che il passeggero si sarebbe buttato addosso a lui aggrappandosi al volante e facendolo finire contro il muro. Dimessi i 4 giovani coinvolti nell'incidente di Capodanno. Siamo nel tratto di Viale Miramare fondamentalmente che si trova vicino ai circoli nautici, per intenderci, finito il tratto che costeggia l'attuale Parc Bovedo. Il conducente sostiene, come detto, che il passeggero si sarebbe buttato addosso a lui aggrappandosi al volante e facendolo finire contro il muro. I 4 ragazzi rimasti feriti nel grave incidente della notte di Capodanno in Viale Miramare ormai sono stati dimessi dall'ospedale. Le loro condizioni fortunatamente sono in progressivo miglioramento. Il 18enne al volante e gli altri giovani che erano con lui, tra i 17enni, sono vivi per miracolo. La vettura era andata a sbattere contro il muro a 75 km/h. Intanto stanno emergendo nuovi dettagli sulla dinamica dell'episodio. Lo schianto, considerando come è stata ridotta l'Audi A4 su cui i 4 viaggiavano, è stato spaventoso. L'auto, completamente distrutta, sembrava quasi riconoscibile. All'indomani dell'incidente, il 18enne alla guida della vettura, per voce del padre, aveva affermato che la colpa era dell'amico seduto al suo fianco nel posto del passeggero. Quest'ultimo versava in pesanti condizioni di alterazione alcolica, tanto da aver messo le mani sul volante del conducente, facendolo finire contro il muro di Viale Miramare, subito dopo il circolo Marina Mercantile Nazario Sauro. Il 18enne ora sostiene anche altro. L'amico ubriaco com'era si sarebbe proprio buttato addosso a lui, poi nel tentativo di tirarsi su si sarebbe aggrappato sul volante facendolo così sterzare l'auto contro il muro subito dopo la curva del ristorante Tre Merli. Questa è almeno la versione del conducente. Il passeggero dice però di non ricordare nulla. L'altra notizia che vedete in pagina: trovato morto davanti a casa, la polizia scientifica sul posto. In via Grego un uomo di 70 anni rinvenuto sul pavimento dell'ingresso di una palazzina Ater, dagli accertamenti esclusa l'azione violenta, più probabile quella del malore. Per chi rivivere il 68, chi per scoprirlo, tutti in fila al Verdi ad ascoltare Tobagi. Anche ieri coda dalle 9 del mattino per assistere alla lezione di storia. A distanza di tempo si può guardare a quei fatti con più obiettività. Bora e basse temperature non hanno scoraggiato il pubblico di lezioni di storia, che già dalle 9 del mattino davanti al Teatro Verdi ha formato una lunga fila, snodatasi fino a Piazza della Borsa. Tra i presenti molti abituali, frequentatori del ciclo di incontri e persone arrivate da fuori città per seguire le lezioni della scrittrice e storica Benedetta Tobagi. 1968, i giovani si prendono la scena, introdotta da Paola Bolis, giornalista del Piccolo, Nord-Est Nord-Est Multimedia. Nella lunga coda, capannelli di amicizie nate nel corso delle attese delle varie elezioni, compagnie di amici che cercano di non perdere neppure uno degli incontri promossi dal Comune di Trieste, ideati dagli editori La Terza con l'organizzazione e il contributo della Fondazione CR Trieste e il Piccolo Gruppo NEM come media partner proprio di questa iniziativa, che dalle foto, vedete, una volta di più si è rivelata un successo vista la fila e poi l'ampia partecipazione all'interno del teatro stesso. Operativo da oggi il numero 116117 o 116 117 per le cure non urgenti, così il nuovo numero verde della SUGI prende il via. Lo ha ricordato ieri nel telegiornale di Tele4 Umberto Bosazzi, andando a raccontarlo all'interno di un servizio che ora vi proponiamo. Il nuovo numero, come dice lo stesso titolo, serve per quelle cure non urgenti e che quindi non abbisognano di un ricovero ospedaliero immediato, ma di una prima diagnosi su quelle che possono essere le complicazioni che spingono l'utente proprio a interfacciarsi con le strutture sanitarie. Sentiamo i dettagli.
Da lunedì 19 gennaio alle ore 15 va in pensione il numero verde 861 4302, già utilizzato dai pazienti di Asugi per attivare cure mediche non urgenti. Sarà sostituito dal 116 117, ovvero il numero europeo armonizzato, che a partire da aprile sarà poi utilizzato anche dal resto della regione. Il NEA 116 117 è un numero gratuito attivo e disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Potrà essere chiamato da qualunque telefono fisso o mobile. Gli operatori che vi rispondono hanno la possibilità di attivare il servizio di continuità assistenziale e i servizi territoriali per garantire la risposta più adeguata a tutte le richieste non urgenti. Inoltre, la centrale di risposta localizzata a Trieste è interconnessa con la sala operativa regionale emergenza sanitaria, il SORES. Attraverso il 116 117 gli operatori potranno attivare il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica, che potrà intervenire con una consulenza telefonica, una visita ambulatoriale o, se necessario, una visita domiciliare. Il numero funge inoltre da punto di accesso e di coordinamento con i servizi territoriali, indirizzando il cittadino verso il percorso più adeguato dopo una valutazione telefonica che escluda condizioni di urgenza o gravità. Facciamo un paio di esempi. Il numero unico può essere utilizzato da un cittadino che durante la notte o nel fine settimana accusi un disturbo persistente ma non grave, come una febbre che non scende o un dolore che necessita di un parere medico e ha bisogno di sapere se rivolgersi alla guardia medica o attendere il proprio medico di famiglia. Un altro caso tipico riguarda la richiesta di supporto per un familiare fragile a domicilio. Chiamando il 116 117 l'operatore può valutare la situazione e attivare il servizio territoriale o infermieristico più idoneo. Quindi tenete bene a mente questo numero 116 117 116 117 proprio per questo tipo di situazioni già anticipate nel servizio, descritte oggi anche nell'articolo del Piccolo. Ancora a completare la pagina le altre notizie: settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, incontri e celebrazioni nell'ambito delle iniziative diocesane per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Domani alle 18 nella chiesa della Beata Vergine del Soccorso in piazza Sant'Antonio Vecchio, in piazza Ortis, sono attesi l'archimandrita Fasiolo e il vescovo di Trieste Enrico Trevisi. Nel corso dell'incontro porteranno la loro riflessione sul tema uno solo è il corpo, uno solo è lo spirito, come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati. Come evidenzia la diocesi in un comunicato stampa ufficiale diffuso in questi giorni, lo faranno durante la celebrazione del culto ecumenico cittadino, che vedrà la partecipazione di tutti i pastori delle chiese cristiane presenti a Trieste. Altra notizia: più agenti alla frontiera ma questura sguarnita, la controreplica del SIULP all'assessore Roberti, rafforzamento della polizia di frontiera a scapito della questura. Il sindacato di polizia SIULP replica l'assessore alla sicurezza della regione Pierpaolo Roberti. Dire che il personale stanziale possa cambiare ruolo passando alla questura dimostra una scarsa conoscenza dei meccanismi e delle norme che regolano la mobilità del personale, afferma in una nota il segretario generale del SIULP Francesco Marino. Non c'è nessuna elasticità e possibilità di modulare la forza. La questura e altri uffici della provincia, prosegue Marino, restano quindi praticamente a bocca asciutta, sempre più soli a fronteggiare una situazione sempre più deteriorata sotto il profilo della sicurezza pubblica. Così il sindacato. Alla Stuparic, aumento dell'IVA al 5%, pagamento delle rette rinviato a fine mese, la casa di riposo di Duino Aurisina. La decisione è stata presa per valutare come coprire l'imposta e il nuovo gestore investirà sulla struttura 10 milioni di euro. Dalla riparazione delle reti alle potature, divieti a Muggia, i provvedimenti sulla viabilità. Sono state emesse diverse ordinanze per divieto di sosta e transito per agevolare l'effettuazione di alcuni lavori o interventi di manutenzione lungo le strade di Muggia. Per riparare una perdita della rete idrica, Cegas APS Amga ha richiesto l'istituzione del divieto di transito all'altezza del civico 2 di strada per la fortezza. L'intervento avrà una durata di 5 giornate lavorative. Sempre a Muggia, il centro di aggregazione nel programma di coalizione sugli asseriti meriti rivendicati dal consigliere di minoranza Dejan Tic, il sindaco e l'assessore Birnberg
precisano che l'interrogazione riguardava soltanto i bagni. Qui le foto in fuga dalla foschia e dal buio del mattino e poi un risveglio domenicale movimentato dalla Bora, con invece la pagina dedicata agli animali WWF del Friuli Venezia Giulia. Nelle scuole primarie conosciamo i grandi carnivori, qui in foto uno sciacallo, come riportato poi dall'articolo, ci sono i consigli di come conoscere questi animali. La foto con il piccolo, anche quest'anno a bordo della Costa Deliziosa, splendida nave partita da Trieste per il Giro del Mondo 2026 il 21 novembre, c'è un nutrito gruppo di triestini, tra loro Lorenzo e Luciano, entusiasti portatori di triestinità a bordo con tanto di bandiera dell'Ala Barda. Ci fermiamo qui, poi vedremo anche i titoli dell'inserto Nord-Est Economia e le altre notizie sempre dal piccolo, andando a sfogliare anche la pagina sportiva. Oggi abbiamo visto in primo piano come nella panchina della Triestina non siederà più Attilio Tessere, è stata cruciale l'ultima sconfitta in una situazione societaria in generale che a questo punto diventa veramente un caso. Ci vediamo tra poco con la lettura delle altre pagine di giornale. Riprendiamo la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 19 gennaio, qui all'interno della trasmissione Sveglia Trieste, che vedrà partecipi tra poco due ospiti. Nella prima parte, quindi dalle 8 alle 9, in compagnia di Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, a seguire Pierluigi Carotenuto della lista Russo Punto Franco, consigliere della sesta circoscrizione. Proseguiamo con i titoli che sfogliamo rapidamente dell'inserto Nord-Est Economia. Il record Prosecco, un modello per chi fa fatica. Troppo vino nelle cantine italiane, le giacenze hanno superato i volumi di un'intera vendemmia, un fenomeno che colpisce anche alcune importanti denominazioni del Nord-Est. Nelle interviste di Stefano Trinco dei Vigneti Pittaro, Ornella Venica di Veniche Venica e Luigi Turco delle cantine di Verona, le strategie per affrontare una fase difficile. Il vero costo dell'assistenza, poi il quadro di Luca Piana in un altro articolo distinto. Se hai giacenze diventa più difficile fare investimenti, dice Stefano Trinco. Vigneti Pittaro, con le scorte che hanno raggiunto i 53,4 milioni di ettolitri. Oggi non è facile vendere, ma qualità e servizio pagano, secondo Ornella Venica di Venica e Venica. Ridurre l'offerta è la via più efficace da percorrere, dice Luigi Turco delle cantine di Verona, che proprio ritorna sul tema delle giacenze. La Barilla di Muggia, tra carrelli a guida laser e profumo di semola. Nel sito ex Pasta Zara il gruppo produce formati tradizionali, food service e pasta proteica. Concluso l'accordo di co-packaging per l'azienda trevigiana, oggi il 98% della produzione è destinato all'export. Abbiamo un piano di investimenti per rendere le linee sempre più efficienti grazie alle competenze delle nostre persone. Così all'interno dello stabilimento di Muggia. Segue dalla prima il modello del Prosecco per il vino alla firma di questo articolo di Gianni Moriani. Molino Rossetto, ricerca e sviluppo per il benessere della generazione Z. L'azienda padovana risponde alla domanda di alimenti sani e naturali. Il Red Innovation Lab ha il compito di interpretare i trend alimentari internazionali per trasformarli poi in soluzioni concrete. L'aria di lino dainese per proteggersi dal freddo e dagli urti, come il pesce palla. La The Air Lab a Las Vegas con le sue tecnologie per la vita quotidiana. Qui lo vedete in foto il gilet che racchiude i diversi dispositivi sviluppati, che è una delle produzioni di punta del gruppo. Qui la ricerca resta pura, lavoriamo fuori dalle logiche industriali classiche. Dopo la cessione di Dainese abbiamo sviluppato oltre 20 brevetti. Le friulane cucite a mano di Creazioni Fratta resistono all'onda cinese. L'azienda di San Daniele realizza le calzature della tradizione povera, oggi indossate dalle star. La terra è bassa di Maurizio Cescon, Mercosur, protesta bis a Strasburgo, rispettare gli standard ambientali. Queste invece che ora sfogliamo sono le pagine
verso le pagine finali del Piccolo e della parenzana Nora Carella, il quadro attribuito dall'intelligenza artificiale al pugliese Gino Carella. Questa è la precisazione del Piccolo che ritorna su alcune situazioni emerse anche dai lettori. Andiamo a pagina 2 con le notizie regionali. Allarme furti nei supermercati, taccheggi in aumento nel 2025, gli ammanchi valgono fino al 2% del fatturato per i negozi delle regioni, i punti vendita si difendono con sistemi antifurto più sofisticati e telecamere dotati di programmi con l'intelligenza artificiale. Riteniamo cruciale la prevenzione, abbiamo organizzato con le forze dell'ordine incontri formativi dedicati ai ragazzi, ha detto Fabrizio Cicero, direttore regionale della Despar Nord Italia, intervistato proprio per avere il punto riguardo al fenomeno dei furti e anche alle contromisure che ha preso il gruppo. La denuncia dei gestori, personale minacciato da bande di ragazzini. Il fenomeno presente in particolare a Trieste, stranieri in azione nell'Isontino, a sparire soprattutto superalcolici e profumi, ma anche il parmigiano reggiano. Malintenzionati all'opera soprattutto d'inverno, i cappotti sono l'alleato ideale per celare la merce. I prodotti più rubati sono scatolame, formaggi, caffè, salumi, creme, t-shirt, biancheria intima e calzature, oltre ai già menzionati superalcolici, i profumi e il formaggio. L'intelligenza artificiale e le telecamere interne permettono magari di sventare il colpo, ma poi scattano le intimidazioni. Raramente sono dettati dalla necessità, molto più spesso da una sensazione di impunità generale, così vengono attribuiti gli atteggiamenti da parte poi di chi ci lavora a stretto contatto. Completamente diverso l'argomento che vedete ora in pagina, con la situazione internazionale. L'Europa compatta, replica il presidente Trump, pronti a difenderci. Gli 8 paesi bersaglio dei dazi promettono contromisure per 93 miliardi. Macron vuole attivare il bazooka, costa in gioco la credibilità europea. L'Europa è sotto shock, Donald Trump ha scelto proprio il giorno della firma storica dell'accordo di libero scambio Unione Europea-Mercosur per il suo affondo senza precedenti contro alcuni dei suoi principali alleati, colpevoli evidentemente di aver alzato troppo la cresta sulla Groenlandia. Gli 8 paesi del mirino, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Regno Unito, gli ultimi 2 extra Unione Europea ma membri della NATO, hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui assicurano di voler rispondere in modo unito e coordinato per difendere la propria sovranità. Che parole del genere siano dirette agli Stati Uniti è stupefacente. Il presidente francese Emmanuel Macron, stando ai suoi consiglieri, intende andare nel pratico chiedendo l'attivazione dello strumento anticoercizione, ovvero l'opposizione nucleare mai usata prima d'ora contro nessuna nazione. Secondo il Financial Times, gli europei, in vista degli incontri con Trump a Davos, starebbero valutando contromisure per 93 miliardi di dollari rispetto ai dazi che Trump ha anticipato come imposizione a chi si opporrà alla sua mira espansionistica verso la Groenlandia. Lo strumento anticoercizione, opzione nucleare per deterrenza, viene descritta in questo specchio di notizie proprio la contromisura in che cosa consista. La Groenlandia agita il congresso, il Canada torna sulla lista dei desideri, nervosismo tra i repubblicani spiazzati dalle mire della Casa Bianca, l'affondo di Trump sulla Groenlandia non piace al congresso americano, i Dem sono sul piede di guerra e assicurano che faranno di tutto per fermare il presidente, ma rumori sono palpabili anche fra i repubblicani, spiazzati dalla minaccia di imporre dazi agli alleati della NATO. E mentre gioca la sua partita per l'Artico, Trump torna a puntare al Canada. Con i suoi confidenti si è lamentato della debolezza del paese nel difendere il suo confine al nord e pur senza parlare di una possibile acquisizione o di un intervento militare ha aleggiato l'ipotesi di stringere un accordo con Ottawa per rafforzare la sicurezza al nord del paese. E diciamo che finché si tratta di quello, ancora i canadesi possono stare tranquilli. Meloni condanna le nuove tariffe, sono un errore, l'ho detto a Trump, poi la telefonata con Rutte per favorire la de-escalation con Washington. La mossa americana
per un'incomprensione, secondo quanto trapela. Le opposizioni contro la Premier sarebbe dovuta essere più netta, così l'accusa politica del Partito Democratico e compagnia. Il super scudo spaziale contro ogni missile, invece il Golden Dome, originariamente Iron Dome for America, è un sistema di difesa per proteggere il territorio americano da ogni tipo di missile lanciati anche dallo spazio da paesi nemici come Cina o Russia, un progetto annunciato del presidente americano all'inizio del secondo mandato e che si ispira allo scudo Star Wars di Ronald Reagan, poi attivato senza troppo clamore per mancanza di fondi. Tycoon ha collegato la sua intenzione di annettere la Groenlandia allo sviluppo proprio del Dome. Iran, paura per Erfan, ucciso in carcere, ma una ONG dice è vivo e ha visto la famiglia. L'annuncio di Israele che poi cancella il post. A Veglia riaffiorano i resti della piccola chiesa del 1500, cambiamo anche in questo caso argomento, fu demolita nel 1847. L'edificio costruito nella località di Besca, dedicato ai santi Pietro e Paolo, fu a lungo punto di riferimento per i residenti, all'epoca poco più di un centinaio. Allarme microplastiche invece nelle acque di Rovigno, il doppio della media, fino ai 600.000 per chilometro quadrato. Dobrila, il vescovo istriano, è tornato nella sua terra, la cerimonia nella basilica eufrasiana di Parenzo. Ancora notizie dai droni del Kosovo alla Croazia, la grande corsa agli armamenti, budget in crescita in tutta la regione, sborsi in aumento anche per il mantenimento delle formazioni militari, il colosso petrolifero NIS vicino all'ok al gruppo MOL, torna attivo il sito Pancevo. Cambiamo ancora pagina, la famiglia del ragazzo ucciso, corre subito una legge, l'omicidio di La Spezia, padre e zio di Abu chiedono più tutela per gli studenti. L'incontro con Valditara, la fidanzata dell'assassino rivela, avevo cercato di evitare litigi tra loro due. Il ministro dice ho apprezzato il loro messaggio di fiducia nelle istituzioni. Pacchetto sicurezza, rilancio Lega, urge stretta su giovani stranieri. Ancora notizie, report sul garante privacy, sapevano di essere in difetto, nessun'altra dimissione secondo una nota dei legali. Dopo il passo indietro di Scorza, la trasmissione Rai torna sulla vicenda che ha scosso l'autorità, le opposizioni unite devono andarsene tutti. Nuove rivelazioni di Ranucci, legami con la massoneria per il generale Vannacci, nel mirino di Report finisce anche il vice segretario leghista, avrebbe creato una fondazione all'insaputa di Salvini, faziosi e pretestuosi invece commenta lo stesso Vannacci. Cronaca ancora, attualità nazionale, Federica è morta, il suo corpo trovato vicino all'azienda del marito fermato. Il cadavere era stato sotterrato, ma una mano fuoriusciva. Da chiarire il movente l'eventuale coinvolgimento di altri. Era scomparsa l'8 di gennaio. Dopo 10 giorni di ricerche è stata trovata Federica Torzullo e, come ormai ci si aspettava, è stata trovata morta, sotterrata in un terreno adiacente all'azienda del marito, ora fermato con l'accusa di omicidio, dopo essere stato subito indagato. Già sabato le tracce di sangue trovate ovunque all'interno della villetta di Anguillara Sabazia, dove i coniugi abitavano assieme al figlio di 10 anni. Sugli abiti da lavoro del marito, all'interno della sua auto e nel mezzo meccanico presente nell'azienda di cui è titolare, delineavano il quadro dell'ennesimo femminicidio. I gravi indizi raccolti dai carabinieri e del nucleo investigativo dei carabinieri di Ostia, coadiuvati dal RIS di Roma, puntavano ormai su Claudio Agostino Carlomagno, marito della 41enne scomparsa l'8 gennaio. Ieri mattina è stato prelevato dai militari dell'Arma e portato in caserma, mentre nel terreno a 2 passi dalla sua ditta era stato trovato il cadavere di una donna, che poi andremo a capire, ma ci sono pochi dubbi, si tratta proprio di Federica. Poca sicurezza ha messi i sigilli allo storico Piper dopo la tragedia di Crans-Montana. È stata sottoposta a sequestro preventivo la discoteca romana, attiva da 60 anni, riscontrate varie inadeguatezze, licenza sospesa al MoMA di Crema. Dopo i fatti svizzeri, per l'appunto, vengono aumentati i controlli nei locali
per anche alzare il livello di sicurezza interna in virtù di questioni antincendio, di statica, di uscite di sicurezza e penso anche a altre situazioni che possano garantire la sicurezza nei locali. Bollette, nuove regole, ora reclami più facili, la stretta di Arera, norme già in vigore da inizio anno, strage di Rigopiano, 9° anniversario, servono più fatti. Così le commemorazioni del 2017, il dramma con 29 vittime, il sindaco di Farindola chiede che si intervenga sulla viabilità montana e per poi la ricostruzione. 8 anni al governo e pochi fatti, così Riccardi nasconde le crepe, pagina regionale e pagina di sanità. Opposizioni all'attacco dell'assessore, dal piano oncologico agli ospedali al personale, i problemi restano irrisolti. L'opposizione non ci sta, leggiamo dall'articolo di Elisa Coloni. Su alcuni punti in particolare, il primo, parlare ancora al futuro quando si è da 8 anni al timone della sanità regionale è inaccettabile. Secondo, sono irricevibili le accuse di responsabilità rivolte alle minoranze sull'affaire medici di famiglia, pensionati e soprattutto se sono un escamotage per nascondere le crepe interne alla maggioranza. È il filo rosso che lega le reazioni del centro-sinistra alle riflessioni dell'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi emerse durante il forum organizzato da Piccolo e Messaggero Veneto. Siamo davanti a un'ulteriore conferma delle fratture nella maggioranza e alla dimostrazione che in maggio c'è stata una profonda crisi nella coalizione che ha investito il presidente Fedriga e che aggrava con l'avvicinarsi delle elezioni il problema di tenuta del governo regionale. Celotti del Partito Democratico dice sulle case della comunità sono in grave ritardo, ne hanno aperte solo 6 e per adesso sono scatole vuote. Il consigliere Bullian di Patto per l'Autonomia, troppo facile la posizione di comodo sul fine vita, alle persone vanno date risposte, si legiferi su questo argomento. Viaggi istituzionali, la Giunta torna ai livelli pre-Covid, nel 2025 spesi 112.000 euro, le missioni sono costate 21.000 euro in più rispetto al 2024, pesa la proiezione internazionale, metà del budget all'assessore Bini e al presidente Fedriga, e qui c'è proprio uno schema della Giunta, dei suoi spostamenti per questioni istituzionali. L'agevolazione, cucine a legna, caldaie e caminetti, in arrivo i contributi per sostituirli, pronto il bando, risorse per un totale di 4 milioni, rimborsi maggiori nei comuni con livelli alti di inquinanti. Le domande saranno gestite dalle Camere di Commercio in modalità telematica. La fiamma olimpica è in Veneto, cerimonia del braciere a Verona. Venerdì 23 gennaio l'ingresso in Friuli Venezia Giulia ha definito il percorso della fiaccola paralimpica. La torcia olimpica è arrivata in Veneto alle 15.50 di ieri, la giornata della torcia olimpica è iniziata di mattina presto, quella del giorno successivo alle 8.17 da Desenzano sulla sponda bresciana del lago, è andata a Riva del Garda con un momento tra i più emozionanti, il breve viaggio in barca del Tedoforo scortato dalle forze dell'ordine e poi ha puntato a Rovereto, ultima tappa prima dell'approdo in Veneto, come detto, alle 15.50 di ieri. Quel dito medio di Trump nel deserto culturale, scrive Roberto Morelli, nodo sicurezza, gli espedienti non bastano, serve una strategia, invece riporta Francesco Iori, così le idee raccontate proprio dai due in questi articoli. Ci spostiamo alla pagina sportiva con le notizie del Piccolo e l'esonero di Tesser. La società ieri sera ha interrotto il rapporto con il tecnico veneto che ha ottenuto pochi punti ma tra mille difficoltà. Torna Giuseppe Marino alla guida della Triestina. La Triestina che nell'ultimo turno ha perso in trasferta 1-0 contro l'Ospitaletto Franciacorta. Andiamo a rivedere come è andata nel servizio di Umberto Bosazzi, andato ieri in onda nel nostro telegiornale. I messaggi dalla Lombardia parlano chiaro. Franciacorta amara per la Triestina,
con l'Ospitaletto che non cura affatto la situazione degli alabardati, ma l'aggrava ulteriormente, sconfiggendoli per 1-0 e siglando nel quarto KO consecutivo. Ci si potrebbe aggrappare all'ironia per raccontare una partita che nulla ha da rimproverare ai giocatori dell'Unione per quel che riguarda l'impegno, anche se con tutta probabilità, oggi come oggi, una salvezza sarebbe un miraggio anche senza la pesantissima penalizzazione. La squadra di Tesser affronta la trasferta in terra bresciana con Tonetto titolare a sinistra e Pedicillo a riempire il vuoto a centrocampo lasciato da Zernigoj, e nei minuti iniziali è sembrata più disposta al gioco di manovra rispetto ai padroni di casa. 2 le occasioni per gli alabardati, al 13° con Fagioli e al 24° con Klajic. Il gol dell'Ospitaletto, che aveva impegnato Matosevic già al 17°, arriva al 28° con Messaggi, che conclude in rete dopo uno scambio con Bertoli. La Triestina sente il colpo, i bresciani ci provano ancora, Klajic ha un'occasione per pareggiare ma il suo sinistro non è potente. Sarà Matosevic al 20° del secondo tempo ad evitare il raddoppio, respingendo una conclusione di Messaggi, ancora lui. D'Amore subentra Pedicillo, potrebbe pareggiare ma non c'è verso, così come per Fagioli. La Triestina fino in ultimo ci prova, Ellerson e Attis subentrano a Klajic e Tonetto, l'orgoglio ci sarebbe ma non basta ed è una nuova triste capitolazione. Una capitolazione, come dice il collega, che lascia la Triestina a -2 in classifica. La Pro Patria in questo caso non è andata avanti in campionato perché è uscita sconfitta con il risultato di 4-0 contro la Giana Erminio e pertanto non ci sono variazioni di distanza nelle ultime 2 posizioni di campionato. La Triestina resta a -14 dall'appaiarsi alla stessa Pro Patria. Arrivare penultimi significherebbe avere almeno una possibilità nei play-out, pur con tutte le situazioni sfavorevoli dalla sua parte, ovvero il pareggio consentirebbe alla meglio classificata di poter passare il turno. Si gioca nel campo di casa della meglio classificata, ma almeno non è l'ultima piazza che invece è automaticamente retrocessione diretta in Serie D. Andiamo a sentire le parole di mister Tesser prima del suo esonero al termine della partita contro l'Ospitaletto Franciacorta. Creiamo tanto o creiamo più dell'avversario, più volte, che l'ultima Lecco ne ha creato più situazioni noi e non portiamo a casa niente, sono troppe queste partite. Faccio fatica a andare a parlare anche quando ricominceremo lunedì, esaminare la partita e dire cosa gli faremo. Sul gol abbiamo fatto degli errori, dei ritardi, delle cose che erano posizionate da non prendere gol in quella maniera con 1-2 troppo facile dentro l'area di rigore, perché abbiamo avuto le occasioni per andare a fare. Ecco. Poi il secondo tempo l'intensità e anche le occasioni sono direi aumentate in maniera considerevole e hanno dato tutto. Sono molto preoccupato realisticamente, al di là della classifica, si salva, non sa, cioè, perché non porti a casa nulla per quanto stai facendo. Ha perso 4 partite di fila, mi sembra. Io sfido chiunque a dirmi se oggi avete meritato di perdere. Lo sfido un onesto che dice se oggi avete, però detto questo non si va da nessuna parte. Passiamo al basket. Nel top 16 di Champions non fermiamoci. Jeff Brooks, eroe di Miskolc, carico per il match alle Canarie. Non prendo rimbalzi come Medi, ma so aiutare a vincere, dice Brooks. Quando giochiamo di gruppo insieme con un piano chiaro siamo fortissimi. Ho detto nell'intervista a Lorenzo Gatto, guardando alle partite tanto di campionato quanto della Coppa Europea. La Virtus Bologna supera Treviso, la Germania Brescia passa ad Esio, così il turno di Serie A ha riposato Trieste, primato in coabitazione per la squadra emiliana e per quella lombarda. Napoli si impone con merito su Sassari, la Reyer regola la Open Job Metis Varese. Questa è la classifica della Serie A1 di basket, con Bologna e Brescia al comando, entrambe a 26 punti, segue Olimpia Milano a 24, la Reyer Venezia a 22, Tortona a 18, a 14 punti si trovano Trieste, Napoli e Cremona. Quindi
Old Wild West Udine a 12 punti al pari dell'Aquila Trento, a 10 ci sono Reggiana, Varese e la Dinamo Sassari, 6 punti per Treviso e Cantù. Prossimo turno il 25 gennaio per quanto riguarda Trieste, il 24 gennaio alle 20 la Pallacanestro Trieste giocherà in casa contro la Dinamo Sassari. Questo il prossimo turno del basket. Ancora basket in Serie B interregionale, Jadran si prende il derby, Pordenone battuto a Trieste. Sempre in Serie B interregionale la Falconstar vince andando in tripla cifra, Olimpia Castello KO 102-67 il risultato finale. Futurosa tiene bene nel finale e piazza il colpo in casa di Ragusa nella Serie A2 femminile. Le triestine hanno vinto 60-53. Europei di pallamano, Italia ancora KO, l'Ungheria è troppo forte. In Svezia gli azzurri lottano ma cedono col risultato di 32-26. Quaterna del Triestino da Piran, domani la sfida alla Polonia. Atletica e mountain bike, Bravin, Ukovic, Sterni e Miani salgono sul podio della Lanaro Gran Fondo. Andiamo poi al calcio di Serie D, un errore ad inizio gara condanna il San Luigi, Este sbanca VF Luga, all'ottavo un rinvio corto di Corbato su passaggio azzardato di Linussi concede a Peron il gol decisivo del match e quindi è sconfitta per il San Luigi in casa contro l'Este. Le altre partite, Treviso vince, va più 16, Cerlins KO con il Brian, la Clodiense batte il Calvi. Questa la classifica della Serie D con il San Luigi che si trova alla 16ª posizione a 20 punti nella zona ora dei play-out, in testa invece Treviso che comanda la classifica guardando gli altri dal basso verso l'alto, 52 punti per i Veneti, seconda l'Union Clodiense e il Cerlins Muzzane, seconde a pari punti, che di lunghezze ne hanno 36. Ancora sport con l'Eccellenza, una bella Pro Gorizia che ferma sul pareggio la capolista Monfalcone e poi il rovescio interno a Sant'Andrea, la Juventina gioca ma il Lavarian trova 2 gol e 3 punti, finite di fatti 2-0. Perossa salva il Chiarbola Ponziana, Formiuli bloccata sul pareggio, buon punto dei triestini a Cividale, Ciriello castiga il Cras Repen, Muggia Corsaro proprio a Repen con una perla del Bomber, finita 1-0 per il Muggia nel derby diciamo giuliano. Il Sistiana va KO contro il Centrosedia, TVA impeccabile rimonta invece la Buiese. In prima categoria San Giovanni cala il Poker al Turiacco, Fortezza sconfitta già fuori dai giochi. In seconda categoria Lufi batte l'Audax e vola agli ottavi, mossa ok con il Poggio, Zaria tris agli studenti del CGS. Ci fermiamo qui con la lettura delle notizie, ci rivedremo tra poco in compagnia del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Gabriele Cinquepalmi. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Ben ritrovato, buongiorno. Ciao Bernardo, buongiorno agli amici a casa. La preoccupa questa, chiamiamola, senza esagerare perché poi molto spesso a mezzo stampa si gonfia, però in questo caso ci sono stati degli episodi, questa situazione dei giovani, giovanissimi, poi molti li chiamano maranza per far capire un po' lo stile, no? Anche di modo di vestire, di modo di fare, di luoghi di frequentazione che stanno imperversando in città. Prima erano questioni di risse, adesso cominciano a diventare rapine, furti in casa, lame. Fischieranno le orecchie al telespettatore di Udine che chiede il metal detector, giustamente. Sì, ma anche quello servirebbe comunque relativamente. Diciamo che sono buoni 10 anni che io vado a dire che le culture che sono state importate nella nostra città hanno un altro modo di pensare, hanno un altro modo di fare. Noi giustamente mettiamo per prima cosa il dialogo, abbiamo insegnato anche ai nostri figli a parlare, a dialogare,
che magari tante volte non serve, e invece queste altre persone, questi stranieri, hanno la cultura della lama, hanno la cultura di chi comanda, o in un modo o nell'altro cercano la supremazia verso il prossimo, no? E questo è quello che sta succedendo, ma non è un problema di Trieste, No. perché è inutile che qualcuno dice a Trieste non c'è. No. C'è, è a Trieste, è a Udine, a Milano, a Padova, possiamo elencare tutte le città d'Italia e tutte le città d'Europa, tranne quali dove c'è meno immigrazione. E questo è un dato di fatto, non è che Gabriele Cinque Palmi oggi si è inventato l'acqua calda, questo è un dato di fatto. Quindi sappiamo benissimo il problema da dove viene fuori, oppure quando noi per primi dicevamo che ad esempio le case popolari non potevano essere date solo agli extracomunitari, bisognava studiare ogni tot residenti, ogni tot cittadini italiani, mettere qualche straniero, perché sennò si va a creare dei ghetti, ovviamente. È quello che è successo nella nostra città e anche nelle città degli altri. Noi vediamo autisti degli autobus che ormai non riescono più a fare il proprio lavoro perché hanno a che fare con persone, con criminali, teppisti, ha ragione, io do ragione a Polidori quando la chiama feccia, perché questi ragazzi, sarà un termine forte, ma è così, c'è inutile, è forte, non si può, è così. Un ragazzo che la mattina si veste, si mette i jeans, il giubbotto e prende il coltello per andare via da casa, che persona è questo? I genitori che vedono o non sanno, che persone sono queste? Cioè, ma vogliamo aprire gli occhi o dobbiamo sempre nasconderci dietro quello che si può dire, quello che bisogna pensare? È così, un ragazzino di 13-14 anni che si veste e va via di casa con una lama in tasca è un delinquente e rappresenta la feccia della società perché non ha neanche interessi poi a integrarsi, perché guardate che mi si venga a dire tutto quello che si vuole, ma a Trieste ci sono palestre, c'è lo sport, ci sono punti di aggregazione giovanile, ci sono i ricreatori, ci sono gli oratori, ci sono le scuole, ci sono 1000 modi per poter fare un'aggregazione sana. Queste persone non hanno interesse perché è difficile, perché quando una persona ci deve mettere impegno a fare qualcosa, non tutti hanno quella voglia. Allora è più facile magari stare in gruppo con questi 4 scalzacani, fare il più forte del gruppo, che andare in un altro luogo, in un altro posto, che invece magari per emergere bisogna adoperare il cervello. Ecco, allora, loro hanno il primo interesse. Dopodiché vediamo che con i minorenni c'è un'ulteriore difficoltà. Nessuno di noi, nessun poliziotto, nessun autista può permettersi di dire niente, perché sono minorenni. Ma vi rendete conto che se io cammino per strada, magari viene un gruppo di 3-4 ragazzi che hanno 15, 16, 17 anni, mi aggrediscono, io posso passare io dalla parte del torto se mi difendo, perché sono minorenni. Ma che regole sono queste? Abbiamo in questi giorni più e più notizie di ragazzi che hanno combinato qualcosa e dopo 2 ore sono di nuovo in strada, perché magari sono minorenni appunto, perché ovviamente bisogna capirli, sono stranieri, hanno difficoltà, ma le difficoltà di cosa? Ma vi rendete conto che una volta, io parlo anche quando c'erano i miei nonni sono arrivati dalla Puglia a Trieste, e quella volta andare dalla Puglia a Trieste era più difficile che per noi trasferirsi in Cina. Nel senso che quella volta non c'era scolarizzazione, non c'erano telefoni, non c'era televisione, non c'era mezzi di trasporto. Quindi fare un viaggio di 1000 chilometri era più difficile che per noi fare un viaggio oggi di 10.000 chilometri in aereo. Perché abbiamo tutti i collegamenti. Eppure quella volta senza scuole, senza avere un minimo di magari aiuto, perché quella volta non c'era aiuto da parte del comune, dello Stato, quella volta bisognava arrangiarsi. Si riusciva a creare qualcosa. Oggi non c'è interesse, perché è più facile andare a Luna Park, fare il maranzetto, perché insomma 20 anni fa, 30 anni fa queste cose con questi tipi di personaggi non c'erano, non esistevano. Ecco, quindi bisogna capire che è un problema che non sempre si può affrontare con lo psicologo di turno. Perché lo psicologo di turno sì, aiuta da una mano, ma non con tutti e non sempre. Bisogna iniziare ad avere la certezza della pena, la certezza del castigo, e questo deve arrivare dai genitori, e dove i genitori non ci sono, arrivare anche dalle leggi.
Quindi se tu hai 16-17 anni e spacci, devi essere trattato come un delinquente che spaccia, perché lo fanno più e più volte. Andiamo a sentire una telefonata. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno. prego. Chiedo scusa, non voglio parlare dell'argomento che sta trattando il vostro ospite, che condivido pienamente, ma volevo solo una piccola conferma. Come è andato il referendum per il Consiglio di Stato della Gabino Via? Il referendum per il Consiglio di Stato, no, credo che ci sia qualcosa che non torna. Non c'è stato un referendum. No, avete fatto le telefonate, no? Ah, il nostro? Ah, Sì, scusi, il vostro, pensavo il vostro, che si parlasse... Ah, non lo so, onestamente. Devo chiedere... allora, c'è in regia Enzo Iannacone, forse lui sa come... No, perché mi ha detto... No, aspetta, devi forse lo so parlare anch'io, con ora che ci Bernardo, penso. perché io non so niente, quello che mi ha risposto al Forse telefono. lo so anch'io come si fa a scoprire l'esito. Vediamo. No, caspita. No, qua. vabbè, Non siamo pronti, è troppo presto. No, è un argomento che diciamo di solito Un poco delicato, i ecco. sondaggi di Ring non li gestisco io, ma ho un modo per scoprirlo, però mi deve dare tempo la pubblicità di andare in un altro computer dove ho le Va credenziali bene, dopo mettete salvate. la scritta? E poi magari oddio, se possiamo mettere la scritta, proviamo, se no lo diciamo, signora. Perché non si sa niente. Va bene, E io no, ha sono ragione. una pro Gabino Via. Ok, va bene, ci Va proviamo bene, vi dopo. ringrazio infinitamente. Grazie a e lei. condivido tutto quello che ha detto il vostro ospite vediamo per se questi riesco a nostri farlo. giovani. Grazie. Loro giovani, insomma. Grazie. Grazie e buona giornata. Buona Grazie giornata. a lei, grazie, no, devo accedere ad altro PC. Noi diciamo. vediamo anche Grazie. molte manifestazioni per la gente che dorme in Porto Vecchio, per clandestini, persone che non hanno diritto. Si monta ogni volta il caso politico, per l'amor di Dio, è morto anche una persona adesso per infarto. Però bisogna sempre vedere anche l'altra parte magari. Bisogna pensare che una persona senza aver diritto di restare nel nostro territorio è stato immediatamente soccorso. Cioè andate voi in qualsiasi punto del mondo, andate in America e non avete una copertura sanitaria, un'assicurazione e siete comunque un cittadino europeo, non è che vi curano. Cioè, noi qua a Trieste curiamo, come è giusto che sia, chiunque, Certo, chi ha titolo e chi non ha titolo. E tante volte, purtroppo, noi vediamo nei nostri pronto soccorsi persone che stanno male e altre persone che non hanno titolo da aver cure perché non pagano le tasse, passare avanti perché creano scompiglio nelle aree dell'ospedale. E quindi, noi hanno fatto un corteo per quest'anima, buonanima, per l'amor di Dio, io non vado a sindacare, parlare di una persona che soprattutto non c'è più, il massimo rispetto. Però dire anche un grazie alle forze dell'ordine che sono intervenute, un grazie all'ambulanza che è arrivata. Cioè, anche dopo chi ha intervistato è un mio amico, noi dormiamo qua, nessuno ci aiuta, nessuno ci dà, per dare i permessi stanno troppi giorni. E chi ha detto che dobbiamo darli? Cioè, allora, noi stiamo 6 mesi per fare una carta d'identità e dobbiamo immediatamente ad accogliere e fare i documenti per questi che arrivano qua senza documenti, senza magari avere titolo di stare nel nostro territorio. Veramente siamo al rovescio. E poi loro fanno scioperi. Cioè, è una follia anche questa, Allora, abbiamo una mail che rimane invece su questo argomento, dice: con l'aumento della criminalità a Trieste, che vede coinvolti giovani ragazzi, risse, accoltellamenti, molte famiglie si chiedono se sia possibile organizzare dei corsi minimi di autodifesa, una conoscenza minima di tecniche fisiche e psicofisiche per gestire e difendersi dalle aggressioni e riuscire a chiamare i soccorsi in tempo. Corsi organizzati da polizie o autorità locali e completamente gratuiti. Al momento non mi risulta sia attivo nessun corso. A chi rivolgersi per far sì che questa iniziativa possa essere attuata? Il corso d'autodifesa è una cosa buona, secondo me. Ovviamente ora si può fare in qualsiasi palestra a livello privato, il comune non supporta ancora queste iniziative, ma è un discorso che si può fare, però bisogna pensare che non è che uno fa un corso di autodifesa e diventa Superman. No, ovvio, certo. Tante volte uno crede di saper fare qualcosa e dopo nel momento del Concitato, magari
fa ancora più danni. Sì, Diciamo com'è. che la migliore autodifesa è quella di andare via, sempre, Certo. è sempre stata così, prendere il telefono, chiamare le forze dell'ordine, creare scompiglio, gridare, cioè farsi notare. Ecco, quindi non pensiamo mai che uno faccia... Cioè, ci sono persone che fanno arti marziali da 30 anni, da 20 anni, cioè non è che con un corso che dura un mese uno sa come gestire una situazione, perché non siamo supereroi, siamo persone Però normali. magari può dare più consapevolezza, no? Anche del rischio che si Sì, corre. non è che con un corso Più che di un difendersi, mese, sai io dico questo, quando poter con un scappare. corso di un mese No, ovvio. non si fa niente. Certo. Ecco, Quello bisognerebbe sicuro. cercare, secondo me, di portare la cultura dello sport sano anche all'interno delle scuole. Noi vediamo, è sempre stato così, no? Il pugilato, il karate, il judo, questi sport di contatto li vedevamo sempre come sport secondari, oppure anche come sport pericolosi. Ah, se mio figlio va a fare pugilato, dopo si impara a far longhi. No, non è così, non è mai stato così. Quindi iniziare fin da piccoli, magari fare anche questi tipi di sport, che innanzitutto hanno una preparazione fisica invidiabile, ecco, e ti danno una consapevolezza del tuo corpo, ti danno consapevolezza anche di chi hai di fronte, perché una persona che sa fare arti marziali, chi la fa da più anni, sa prendere misure di chi ha davanti, sa vedere se è una persona che, diciamo, un professionista o se anche questo qua è giusto uno improvvisato. Quindi il consiglio che io posso fare a molti genitori è iniziare a far questi sport, e magari quello che si potrebbe pensare è di riuscire a portarli anche all'interno delle scuole. Certo. Secondo me potrebbe essere, perché tante volte noi all'interno delle scuole facciamo sport, che per l'amor di Dio tutti gli sport servono, però se mi fanno fare palla a cordino, diciamo che nella vita reale palla a cordino ben poco mi può servire. Se invece possiamo pensare di iniziare a fare un po' di judo, un po' di karate, anche un po' di pugilato, perché non ho parlato, non è chiamata la nobile arte, già all'interno delle scuole, che dà consapevolezza ai ragazzi di come muoversi e di cosa si può fare e cosa non si può fare, secondo me aiuterebbe tantissimo. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, Buongiorno, dottor Gullotta, lei è il suo ospite, sono Nevio Santini. prego. Buongiorno. Allora, ascolto quello che dice il suo ospite, che condivido pienamente. Io però sarei molto più radicale, perché purtroppo finché non applichiamo delle cose, delle regole un po' più rigide, non ne veniamo fuori. Siamo un paese che mi sembra di essere veramente derisi da tutto il mondo. Perché allora il carabiniere che difende il collega che viene pugnalato, va bene, ammazzando l'aggressore, si prende 3 anni e mezzo di galera nel primo giudizio, poi vedremo negli successivi 2 giudizi del tribunale. Quelli che hanno rapinato sul Molo Eudace, lì, quelli di Maranza, dopo mezz'ora erano già fuori. Ma non ne veniamo fuori. Qua bisogna rispedirli al loro paese, a loro e assieme ai genitori, senza se, senza ma. Questa gentaglia non si integrerà mai, va bene? Perché quei 2 che si sono accortellati, lì mi sembra a Milano, che ha ammazzato il coetaneo di 18 anni, erano 2 stranieri, hanno un'altra cultura. E anch'io ho fatto 20 anni karate, ma vi assicuro che se incontro in un alterco, tirano fuori delle lame, anche se ho fatto 20 anni, ci penso bene prima, ammesso e non concesso che riesco a disarmarlo, se li faccio male vado anche in problemi, vado a finire in tribunale. Per questo succede. A meno che non sia proprio una legittima difesa eclatante, ma bisogna essere la proporzionalità. No, che è una cosa ridicola, perché secondo me la legittima difesa è sempre legittima. Questo è il punto, e finché non cambiamo registro non ne veniamo fuori, sarà sempre peggio. Anzi, questi signori qui, in Maranza, li porterei a casa della signora Paglia che li ama tanto. Arrivederci, buongiorno, statemi bene. Grazie a lei. Buongiorno, condivido Non so pienamente. cosa ha detto la signora Paglia, era ospite sabato mattina. Condivido pienamente quanto detto dal telespettatore. La proporzionalità della difesa, cioè, ma vi rendete conto che uno entra a casa mia e io devo ragionare su come proporzionare la difesa rispetto a questo che è entrato, cioè siamo messi alla follia. Allora, oggi come oggi il grosso dei problemi appunto è la giustizia. I cittadini non si sentono difesi e non sentono la giustizia,
Perché com'è possibile che un poliziotto o qualsiasi cittadino che si difende, è successo poco tempo fa che ha coltellato una persona che è entrata a casa, questo qua questo qua era il minimo, è il minimo. Se io sono a casa mia con i miei figli, mi trovo qualcuno nel soggiorno di casa mia, non posso pensare a essere proporzionale. Qualsiasi mezzo, io se ho una pistola e sparo davanti, di dietro, di parte, di sopra, di sotto, è legittimo. Ma non so se si riesca, che difficoltà c'è nel capire questo qua. Questi qua uno decide di fare il ladro, è il rischio del mestiere. Se no, ragazzo mio, tu pensi di essere impunito? Purtroppo in Italia sei impunito. Quale faccio una domanda anche politica? È un problema di leggi o di applicazione? Di applicazioni, le leggi ci sono. Se poi trovi 5 giudici fanno sul stesso caso una sentenza diversa, c'è un problema di applicazione della legge. Certo. Perché la legge c'è, la legge è scritta, la legge c'è. L'hai scritta bene? Secondo lei alcune cose sarebbero forse da noi sappiamo rivedere? benissimo che in un paese dove ci sono tante leggi, troppe leggi, tante volte le leggi non vengono scritte bene, perché ci sono articoli messi su articoli per cercare poi di cercare di coprire tutta la casistica. Quindi è chiaro che è difficile, però su una legge di questo tipo, sulla legittima difesa, sulla punibilità riguardo i minorenni che fanno che spacciano, che delinquono. Che interpretazione ci vuoi dare? Io posso essere più, cerco un attimino magari di aiutare se la prima volta che uno di questi ragazzi incorre in le compagnie, magari la prima volta io cerco anche di capire, ma do comunque una pena, non ti do il massimo della pena, ma il minimo te lo devo dare. È impossibile che dopo 2 settimane o dopo 2 giorni sei già in giro tranquillamente, che pascoli per Trieste senza far niente, sempre di nuovo col coltello, sempre con la tua dose di droga nella tasca, sempre a spacciare. È impossibile. Allora io capisco che le forze dell'ordine non fanno il loro lavoro. Purtroppo, dall'altra parte, io li capisco, queste qua sono persone che hanno anche famiglia, la sera devono tornare a casa. Non sono messe in modo di non poter agire, perché se noi un qualsiasi poliziotto, carabiniere, polizia indifferente, provate a pensare se fa qualcosa a un ragazzo che ha 16-17 anni, questi qua si prendono gli ergastoli e magari stanno facendo il proprio lavoro, ma vi rendete conto che in questo momento la gente non sente la paura nel commettere reati? Dalla parte degli ladri, e dalla parte dei cittadini le persone non si sentono protette. Perché c'è questa se uno mi viene paura da agire, se mi viene un ladro in casa, dopo 2 mesi questo qua di nuovo fuori, se mi difendo, risarcisco io tutta la sua famiglia. Ho capito. Non è così, le leggi ci sono, ma devono essere applicate in maniera giusta. Perché dopo vorrei sempre vedere se tocca a te giudice, tocca a te. Quello è la frase solita. Cosa voglio vedere tu al posto dell'artigiano, di quello che vende biciclette, del benzinaio. Il tassista. Vorrei vedere cosa succede. Altra telefonata, buongiorno, poi abbiamo diverse mail che sono arrivate. Prego. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Ci dica. Buongiorno. Giusto per restare nell'ambito della paura, no? Dopo il Covid adesso ci sono queste problematiche della società violenta. Ma andiamo oltre, andiamo a vedere un'altra paura, la paura di curarsi. L'ospedale oggi leggo ha finito tutti i posti letto, il pronto soccorso è praticamente bloccato, l'ospedale dal punto di vista strutturale è fermo con la ristrutturazione, l'azienda che doveva costruire la terza torre è praticamente a livello di fallimento, mi pare, e quindi è ferma. Nessuno muove paglia. Ieri per caso, per i miei problemi eccetera, sono andato a trovare delle persone che sono ricoverate e ho visto
cosa mangiano queste povere disgraziati che hanno bisogno di cura. Cioè, non siamo riusciti neanche a dare quel senso di sostentamento a chi si deve curare. Cioè, danno dei pasti che fanno paura. Cioè, e in più c'è anche una parte medica che studia l'alimentazione nel sistema. Cioè, prendono i pasti a Vittorio Veneto, li trasportano a Trieste. Cioè, con la ristrutturazione dell'ospedale non sono stati capaci di costruire una mensa, perché lì ci saranno 1000 persone al giorno che devono mangiare. E non si pensa che fare il mangiare sul posto sia migliore che non farselo venire da 300 km di distanza, fatto in un certo modo, messo nei bauli. Cioè, e noi pretendiamo che questa classe politica risolva questi problemi. Sono indotti, non posso pensare diversamente, perché è troppo una successione continua di nuove cose che portano sempre alla stessa direzione. Paura e morte dei cittadini. Grazie e buongiorno. A lei, grazie. Vedi questo avviso? Qua purtroppo, quando si parla di ospedali, io sento persone soddisfatte che hanno detto che in meno di un'ora sono state visitate, che gli infermieri, che gli servienti sono stati amorevoli, che elogiano in tutto e per tutto. Dopo si sentono anche telefonate di questo tipo dove appunto si parla che è tutto lo sfaccello. Sì. Ecco, secondo me ovviamente la verità sta nel mezzo, chiaro. Il discorso delle mense esterne è una cosa che mi trova assolutamente contrario, dalle scuole agli ospedali, però purtroppo è tutta una questione di costi. Ecco, dicono che è solo una questione di costi. Per quanto mi riguarda è chiaro che se uno cucina in casa, insomma qualcosina ne so, il prodotto è migliore, pronto, su questo non ci piove. Dopodiché dei pazienti abbandonati a se stessi, torno a dire, per esperienza personale di persone che sento, alcuni mi dicono una cosa, alcuni mi dicono l'altra, quindi sì, è vero, bisogna cercare anche di capire. Noi vediamo che comunque chi opera all'interno dell'ospedale, cioè ci sono tanti lavoratori, e come in ogni settore si può trovare quello più motivato, quello meno motivato. E il discorso della terza torre, anche quella purtroppo, abbiamo questi benedetti codici, questi benedetti appalti a ribasso, e si trova anche ditte giusto per vincere l'appalto, e poi sono ditte che non esistono, ma magari non è il caso, adesso non parlo dello specifico, ecco, che sia chiaro. E noi qua a Trieste abbiamo tantissime ditte serie che vengono scavalcate da ditte che arrivano da qualche paesetto che sta a 1300 km da Trieste, che neanche non sa dove è Trieste, ma vincono l'appalto. Secondo me ogni tanto questi appalti a ribasso penalizzano innanzitutto il territorio, perché secondo me sarebbe meglio spendere anche un po' di più, ma che i soldi restano nel nostro territorio, quindi avvantaggiare le ditte locali, se no appunto di Trieste, ma almeno quelle regionali, che sappiamo che operano con un certo codice, che trattano i propri dipendenti in una determinata maniera, che altre aziende, soprattutto quelle più lontane, non hanno. Dobbiamo dare pubblicità, una breve interruzione, ci vedremo tra poco. In diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia di Gabriele Cinquepalmi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Per rispondere alla signora di prima ho provato a dare un'occhiata alla questione del sondaggio, ma non ho trovato i dati precisi, perché è stato già in qualche modo superato dal sondaggio successivo dell'emittente TV12. Il sistema è unico per tutte le TV. Un telespettatore però mi ha mandato uno screenshot che non so a quale orario della trasmissione si riferisse, perché se era magari gli ultimi minuti possiamo pensare che fosse vicino all'esito finale.
Cabinovia, giusto che il Comune faccia ricorso, il sì è al 45,4%, il no è al 54,6%, però ripeto, non so a che ora fosse, a che punto fosse la trasmissione come orario, se fosse all'inizio o alla fine, per capire poi se dopo l'esito poteva cambiare proprio per l'apporto di ulteriori contributi. Sentiamo una telefonata, poi vorrei leggere un po' di mail perché stanno arrivando in numero abbondante. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno, un saluto a lei, alla redazione, al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Ci dica. Ecco, io volevo proporre una riflessione sul fatto che sia il centro-destra che il centro-sinistra non hanno interesse a trovare una soluzione inerente al problema della sicurezza. Porto un esempio banalissimo. Allora, in questi giorni c'è la possibilità di andare a firmare in comune una proposta di legge popolare in cui, diciamo, tutti questi vincoli sulla legittima difesa verranno attenuati. L'oggetto di questa proposta di legge popolare, diciamo, per dirlo in soldoni, che diciamo, la protezione del ladro diventerà non solo pericolosa, però in caso, come già successo nel passato, un ladro rimanga invalidato da o una reazione da parte della vittima o addirittura sto scaffando, si fa male, eccetera, eccetera, in automatico non avrà diritto, diciamo, a nessun tipo di risarcimento danni. Io davanti a una proposta di legge di questo genere qua mi sarei aspettato, diciamo, visto che a giudicare dalle telefonate che si riceve e dalle posizioni di centrodestra e centrosinistra, un sostegno a questo tipo di legge, e invece silenzio assoluto. Perché questo silenzio assoluto? Perché alla fine sia il centrodestra che il centrosinistra, con tutta questa situazione di insicurezza, ci guadagnano politicamente. Porto un esempio: se diciamo, anziché parlare di... Ma mi sa dire il nome della proposta di legge, dove la troviamo, perché così magari ne diamo un attimo risalto. Beh, adesso in questo momento sono stato preso un po' in contropiede da quello che è stato parlato e non mi sono portato gli appunti, però credo che basta telefonare il comune, visto che la raccolta di firme venne fatta là in tribunale, cioè non è che sia diciamo un segreto di Stato o cose, diciamo, non sicure. Faccio ammenda, però ripeto, non è che io telefono quando vedo qualche cosa di stonato, diciamo, per dire. Però lei ci sta dando in qualche modo l'assist per poter correre ai ripari, solo che non ho l'indirizzo preciso di quello di cui sta parlando. Ecco, Guardi, mi informo, dopo le mando tramite mail, non è, ripeto, che sia un granché, insomma. Va bene. Insomma, perché? Perché fondamentalmente tenere, diciamo, tenere questa situazione e la popolazione in uno stato di paura ne guadagna l'uno e ne guadagna l'altro. Grazie, buongiorno. Grazie. Questo è proprio il classico discorso, secondo me, da qualunquista. Cioè, io parlo per la destra, a cui faccio parte, ovviamente. Quello che fa il centro-sinistra e la sinistra è stato sempre sotto gli occhi di tutti. Sono i primi, appunto, che vanno sempre a difendere i delinquenti. Mentre per quanto riguarda la destra non ha nessun ritorno, non ha nessun guadagno. Cioè, siamo stati per anni all'opposizione e se domani chi vota decide questo, noi siamo fieri di essere all'opposizione. Ecco, non è che ci cambi qualcosa. Una proposta di legge detta così, non so niente, non so neanche che valenza può avere, nel senso che noi siamo gli unici che in questo momento siamo riusciti a portare avanti, appunto, la riforma sulla giustizia, ad esempio. Quindi c'è il nostro interesse, e il nostro interesse più grande adesso è proprio cambiare questa riforma, andando a votare sì al prossimo referendum. Quindi parlare che noi non vogliamo che le cose cambiano mi sembra proprio sia un'eresia e anche una cosa sbagliata. Non è così, non è nostra intenzione. E poi il problema siamo sempre là, è il discorso di interpretazione della legge. Quindi non so cosa si riferiva l'ascoltatore da casa. Poi ci dà magari però non è che lo guardiamo. il centrodestra ci guadagna con la paura, cioè,
Queste qua sono quelle cose che si leggono sui social e la politica interessa a far governare con la paura. No, assolutamente, cioè, non è così. Le leggo un po' di mail, ci può parlare in merito al problema dei Maranza, che solitamente sono rappresentanti immigrati di seconda generazione. Mi permetto di dissentire con l'ospite in studio, non credo che il problema sia etnico, ma piuttosto è rappresentato da modelli educativi e culturali sbagliati. In merito alle pene ci devono essere, ma devono essere volte alla rieducazione, altrimenti a fine pena siamo appunto a capo. No, il problema è proprio etnico, perché tu vai in Albania, è normale che il papà regala al figlio, quando fa 14 anni, gli regala la lama. Ma magari non tutti, insomma, dai. In Albania cioè, non dico niente di nuovo, è proprio un problema etnico. Dopo noi sappiamo che ad esempio in certi posti del mondo la vita umana vale 0. Sì, quello abbiamo visto. Quindi è un problema etnico. È inutile nascondersi, dopodiché abbiamo anche purtroppo quei 4 caproni di ragazzi triestini che gli vanno dietro, perché se lui ha la lama, allora io ho il coltello, lui ha il tirapugni per fare anche il buglione, ma magari cioè, non è che non partirebbe da lui, ma non partirebbe da loro, o forse anche partirebbe da loro. Io non vado a giustificare uno o colpevolizzare l'altro, ma parlo dei fatti, dico la verità. Cioè, è così, è un discorso etnico. Perché 20 anni fa, 30 anni fa, scusatemi, quando comunque c'erano tutti i vari bullotti in giro per Trieste, ma i bullotti eravamo noi triestini, avete mai sentito parlare di coltelli? Raramente. Non c'era questa mentalità, non era così. Si tirava 4 cazzotti, 4 schiaffi e solitamente poi si andava tutti quanti assieme a bere qualcosa. Finiva là. Quindi dire che non è un discorso etnico è proprio un discorso di etnie. Questi qua sono quelli di seconda generazione, tante volte fanno ancora peggio perché vogliono dimostrare di essere ancora portatori della bandiera, delle origini, e magari anche gli stessi genitori. Io ho conosciuto anche delle persone bravissime, ho conosciuto dei kosovari, ad esempio venuti qua a Trieste anni fa, che hanno aperto ditta, chi ditta edile, chi magari guida furgoni, si sono inseriti benissimo nel territorio di Trieste, stanno lavorando, e appena hanno saputo che i figli facevano i capibanda, li hanno presi, li hanno messi a asciugare sulle corde della finestra. Sì. Cioè, voglio dire, per fortuna non sono tutti così, ma là è dove la famiglia è presente. Certo. In altri punti le famiglie non sono presenti, perché magari sono anche ospiti, sono minorenni in affido, che nessuno ha responsabilità di questi. E su questo non è giusto. Le leggo un paio di mail. Uno dice: buongiorno, chiedo al vostro ospite perché il governo non mette mano alla Costituzione e alle leggi dello Stato vecchie e superate e comincia a cambiarle. Più che il governo e il Parlamento, però diciamo che può fare una scrematura. Ad esempio la Costituzione non è facile cambiare. Quella Costituzione la cambi con molta difficoltà, ma non credo che ci siano elementi tali da doverla cambiare. Poi insomma, si è cercato, questo argomento sono leggi penali, codice. Su questo io purtroppo ovviamente penale, più di tanto non è che ne so. Però ad esempio per la riforma della giustizia adesso si è dovuto andare appunto al referendum, perché poi non ha superato il sbarramento dei voti e tutto, però su certe cose si sta cercando di fare, coi tempi che vengono appunto dettati dalle leggi italiane. Una mail dice: buongiorno, sono mamma e nonna, non troppo vecchio, ho 61 anni, ovviamente certi ragazzi hanno una cultura da coltello in mano, però dipende tanto dall'educazione casalinga. Penso che una bella sberla non faccia male. Ho 2 figli maschi e credetemi, quando uno dei 2 aveva già 18 anni l'ho punito non facendolo uscire con gli amici per una settimana. Nessuna punizione corporale ovviamente, ma la disciplina parte soprattutto da casa. Anche a scuola ci si mette sempre contro i prof, credetemi, siamo cresciuti con la cosiddetta piana nel fondoschiena, ora siamo vivi e vegeti. Cordiali saluti, scrive Marina. Adesso si tende molto anche a delegare l'educazione dei propri figli. La scuola deve educare, il coach deve educare. Cioè, per quanto mi riguarda, l'educazione parte da casa. L'insegnante a scuola deve insegnare le materie scolastiche. Il bambino a scuola deve già arrivare educato. Non è possibile che un bambino, che sia alle elementari, alle medie, alzi la cresta con l'insegnante,
ma non solo con l'insegnante, col bidello stesso. Io mi ricordo che alle medie, quando andavo alla Caprina, io avevo già terrore, io avevo rispetto del bidello. Cioè, è una cosa, secondo me, che già doveva partire da là. Ma c'erano dei bidelli gagliardi. Porca miseria, c'erano dei bidelli gagliardi. Oggi, uguali anche agli elementari. Cioè, noi avevamo il bidello all'Anazello Sauro, che era un pezzo di pane, era veramente, mi ricordo, ci faceva i regaletti, ci portava a qualcuno, portava chi non riusciva, portava la merenda, era veramente una persona che bisognava fargli una statua. Ma se lui diceva una cosa, era quella. E parliamo all'Anazello Sauro quando avevo 40 anni fa. Cioè, c'erano veramente tutti i tipi di ragazzi, in tutti i ceti sociali, persone che non avevano magari o mamma o papà, persone che veramente vivevano nella miseria, però il rispetto era davanti a tutto. E se io mi trovo in difficoltà ogni tanto, quando in locale mi vengono comitive di ragazzi, comitive di bambini. Questi bambini vengono lasciati... Cioè bambini età? Bambini sui 8-9 anni, proprio piccoli. Vengono lasciati correre, saltare, ma uno può andare in pizzeria con una palla di cuoio, non può presentarsi, giocare con una palla da cuoio in pizzeria e pretendere di giocare. E i genitori che supportano i figli, ma sono bambini, ma non è un parco dei divertimenti, è un locale, è una pizzeria, è un ristorante. E questo non succede nel locale appunto dove sono io, ma succede in tutti i locali destini. Questo è diffusa. Ecco. Quindi l'educazione deve assolutamente partire da casa, per poi continuare nelle scuole, nei centri sportivi, tutto quello che è. Certo. Telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì. Sì? Buongiorno, sono in collegamento. Sì, prego. Allora, io sono la signora Angela. Mi riallacciavo alla telefonata precedente, o la seconda, credo. Comunque mi riallacciavo alla sanità per esperienza vissuta in un reparto ospedaliero di Catinara, non dico il nome perché mi vergogno di dire alcune cose. Il signor Cinque Palmi, che saluto, e la nostra emittente, che mette sempre in evidenza cose molto delicate di questa città, la mia negatività verso l'ospedale, a partire dal pronto soccorso, offesa alle 3 del mattino perché mi sono rivolta più volte per la stessa diagnosi, ho avuto un incidente stradale, ma ha fatto diagnosi una volta alle costole, una volta all'omero, una volta alla mano. Voglio dire, mi sono trovata ricoverata malissimo in un reparto che fa pietà, ricevute le medicine della paziente vicino. Sono una donna di 76 anni, ho lavorato in sanità, conosco molto bene le mie terapie cardiologiche, mi veniva somministrate le terapie della signora del letto accanto. Voglio dire, se vogliamo parlare di mangiare non ne parliamo proprio, perché se uno entra dopo 10 giorni dimagrisce circa 15 kg perché il cibo è immangiabile. Neanche un morto di fame mangia quella roba, neanche i maiali, credo. Se il signor Cinque Palmi vuole sottolineare chi funziona, la cardiologia, per mia esperienza vissuta, la cardiologia è un fiore all'occhiello. Io non vado in ristorante, ma vado in un ospedale dove pretendo, suppongo, di avere delle cure adeguate, dove non ho avuto soltanto insulti, maleducazione, non sono stata lavata per 10 giorni in un ospedale dove avevo tutte e due mani bloccate, una da un tutore e un'altra operata ai tendini in un gesso, per cui ero come Cristo in croce. Nessuno mi ha mai aiutata a fare la colazione, io ero senza cibo da giorni e giorni, e per cui sono arrivata a casa che non stavo nemmeno in piedi. Ho dovuto fare una cura di costituente, prendere dei integratori, cominciare a mangiare e ricominciare ad alimentarmi, perché le assicuro che l'appetito era sparito, completamente sparito, e questo non va bene. So che l'ospedale non è un ristorante, però anche quello fa parte della sanità, della cura di un paziente. Se un paziente non si alimenta e non ha un parente che gli porta qualcosa, crepa di fame. Io ero morta di fame, per cui ero sola
non avevo nessuno, e questa è una cosa mia personale che non intendo spiegare a voi, però se il signor Cinquepalmi dice che è un fiore all'occhiello, io dico che è un ospedale che fa pietà. Era un fiore all'occhiello, la cardiologia è ancora un fiore all'occhiello, il resto è da buttare nell'immondizia, dal primo all'ultimo. Offesa in un ospedale, in un pronto soccorso, perché mi sono rivolta più volte per la stessa diagnosi, questo vuol dire negligenza sanitaria. Non sottolineo di più, non dico nomi e cognomi, ma quelle persone con me finiranno male, perché ho intenzione di rivolgermi a un avvocato o un medico legale, perché la mala sanità sulla mia persona è stata fatta 1000 volte, non una, e questa è la sazietà della mia persona. Questa volta non lascio perdere, le altre volte le ho lasciate perdere. Offesa in pronto soccorso da un'infermiera che mi ha detto vai in mona di puntini, e questa è una cosa bruttissima. Quella persona è stata ripresa, ho scritto all'URSS, sapete che cosa mi ha risposto? Che era stanca e che non ne poteva più. Non è vero, io ero sola alle 3:30 di mattino con una crisi d'asma importante, non vado per l'ugna incarnita in un pronto soccorso, purtroppo per i miei problemi sanitari mi rivolgo spesso. E allora cosa voglio dire? Che dobbiamo evidenziare anche il male, non solo il bene. Signor Cinquepalmi, lei non ha mai provato il pronto soccorso o l'ospedale di Tatinara. Io non le auguro di fare i prelievi sui piedi. Signora, guardi che io... Ok, adesso le risponderò. Grazie signora. Ovviamente dispiace di quanto a me dispiace tantissimo per quanto... È uno spaccato che non vorremmo sentire e che purtroppo sappiamo accade. Ma io ho detto che ho sentito testimonianze che hanno parlato bene dell'ospedale e testimonianze che ne hanno parlate male. Non ho detto che Catinara è il fiore all'occhiello della sanità italiana, che sia ben chiaro questo. Io ho parlato, fortunatamente, non ho provato, qualche anno fa ho provato proprio la cardiologia, ho un problema mio, ho avuto un ricovero abbastanza lungo, una cosa importante, e come ha detto anche la signora, io in cardiologia, parliamo di 20 anni fa, non ho niente da eccepire. Ho raccolto testimonianze appunto negative e testimonianze anche positive. Non bisogna, come sempre dico io, non bisogna creare tutto un'erba un fascio, no? Le persone che si comportano male devono essere punite. Secondo me bisogna anche avere la possibilità di licenziarle. Perché se tu manchi di rispetto in questa maniera a una paziente, non c'entra che Ciccio non fa per te sto mestiere, cambia, devi cambiare, vai a fare altro, non meriti di lavorare a contatto con le persone, ci sono altri mestieri, vai a fare quello che vuoi, ma non è per te lavorare, perché la prima cosa che deve avere appunto, secondo me, un inserviente, un infermiere è l'empatia. Certo. Ecco, se una persona non riesce a essere empatica verso un paziente, che come ha detto anche bene la signora, è difficile che uno vada in pronto soccorso giusto per avere un po' di compagnia. Ovvio. Se uno si presenta in pronto soccorso c'è un motivo. Certo. Ecco. Quindi bisogna veramente cercare di capire e soprattutto non bisogna mancare di rispetto, o come è successo alla signora appunto che non ha potuto mangiare. Secondo me la signora fa bene andare avanti, e questo è un invito che faccio a chiunque, ma no, che poi ha detto ho lasciato stare altre volte. Non bisogna mai lasciare stare. Io sono uno di quelli che telefonano, chiamano, rompono le scatole, sempre, perché è l'unica maniera che ha il cittadino per farsi sentire. Quindi qualsiasi cittadino che usufruisce di qualsiasi, non solo l'ospedale, anche chi è il centro civico, qualsiasi posto pubblico dove trova una persona scortese che manca di rispetto, deve segnalarlo, deve denunciarlo, non deve lasciar perdere. Altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, mi sentite? Prego. Sì, buongiorno, Togulota, buongiorno a Cinquepalmi. Buongiorno. Niente, io voglio tornare un attimo al discorso della sicurezza, dei Maranza, baby gang, eccetera. Allora, secondo me certe cose sono così aumentate, continuano, eccetera, perché a mio avviso c'è qualcosa che si inceppa, diciamo, nelle procedure. Nel senso, il capotreno che è stato ucciso
dal croato che aveva il decreto di espulsione, dalla ragazza che è stata uccisa, dal peruviano che aveva anche lui il decreto di espulsione, e tutti questi casi qua, io mi chiedo come mai queste persone erano ancora qui? Cioè, ci sarà qualcosa che si inceppa, qualcuno che sbaglia? Sarebbe anche da un po' indagare su queste cose qua, perché se nessuno paga mai su queste cose qui, allora purtroppo parliamo di nulla, capite? È un po' come quando si parlava del reddito di cittadinanza, che venivano dati a tutti, a gente che non era mai stata in Italia, a gente che dichiarava in 20 che erano tutti in uno stesso appartamento, o gente che ad esempio non aveva nessun requisito. Allora c'è qualcosa che non va. Cioè, ad esempio, non lo so, nella parte informatica, quando si mette la domanda, cioè sulla parte informatica anch'io sono un po', come tecnico informatico, tutte queste cose qui, anche io sono un po' scettico tante volte su certe procedure, però non penso che sia dalla parte dell'operatore chi mette la domanda a queste cose qui. E quindi si dovrebbe intervenire anche un attimo su queste procedure, se le cose non funzionano. Allora, onde, diciamo, togliendo tutti i dubbi, io sono un elettore di questo governo, di questa giunta, di questo sindaco e soprattutto anche di Fratelli d'Italia, quindi diciamo non ho niente, va contro il mio interesse parlare male di questo governo, certo, ovviamente. Certo. Però vediamo ad esempio anche le leggi sugli sfratti o sugli sgomberi più veloci. Allora, c'è una trasmissione nazionale di un famoso conduttore che ogni settimana ne parla, d'accordo? Si fa una legge e poi questa legge si scopre che riguarda solo le prime case. Ma allora, capite che cioè, non ha senso, cioè io non capisco se sia più assurda la legge o che c'è qualcuno che ci pensa anche sopra su queste cose qua. Ecco, tutto queste cose qua, perché anch'io all'inizio ero, come sono tuttora, d'accordo che magari tante volte come il centrodestra, che la magistratura non funziona, però capite, sono d'accordo con la riforma di marzo della separazione delle carriere. Ma il problema è che dopo una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, io penso che non sia sempre colpa dei giudici che sono politicizzati, correnti di sinistra, eccetera. Perché se i centri di Albania non vanno bene, se un irregolare non può essere rimpatriato se ha richiesto asilo, se, non lo so, cioè, tutte queste cose qui, o se i giudici, non so, devono decidere, possono decidere loro su un paese sicuro o meno, tutte queste cose qui, allora vuol dire che ci sono delle leggi che magari non sono rispettate, cioè non è, penso che sia sempre colpa dei giudici. Ok, molto chiaro. Lasciamo il tempo a 5 Palmi di rispondere perché siamo in chiusura e quindi dobbiamo cercare di accelerare un attimo i tempi. Prego. Sui discorsi, ad esempio dei rimpatri, no? Noi abbiamo fatto qua a Trieste, abbiamo fatto alcuni rimpatri verso la Slovenia, perché che mi si dica quello che si vuole, ma Trieste non è il primo confine dell'Unione Europea. No? Queste persone, appena arrivate nel territorio sloveno, hanno fatto ricorso tramite delle associazioni italiane, spesate appunto da queste associazioni, con gli avvocati di queste associazioni, e hanno vinto questo ricorso. Sono state rimpatriate di nuovo qua in Italia e non solo, hanno avuto anche dei danni. Un indennizzo. Un indennizzo, mi sembra, attorno ai 10.000 euro a testa. Ecco. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, il discorso anche dell'occupazione delle case. Secondo me su un discorso di occupazione della casa non ci dovrebbe neanche essere la legge, cioè dovrebbe essere proprio una cosa di diritto, cioè diritto acquisito. Un diritto acquisito, la casa è mia, uno non può occuparla. Che sia prima o seconda, che sia prima, seconda, terza. Se io mando fuori dalla porta una persona che mi ha occupato casa mia, anche in malo modo, ho tutti i diritti di farlo. Perché se io trovo una persona seduta nella mia automobile, cosa lo lascio seduto nella mia automobile? Non posso lasciarlo seduto in auto, figuriamoci se lo lascio dormire a casa mia. Cioè, sono determinate cose che veramente qua in Italia non funzionano. Un discorso di leggi, sicuramente,
è un discorso di magistratura, di giuri come che va a interpretare la legge, ma purtroppo stiamo cercando di cambiare pian piano determinate cose, abbiamo molti progressi, ma mi trovo anche d'accordo con il telespettatore a casa. Prima di salutarla, le leggo giusto questa mail. Purtroppo ho avuto modo di sperimentare il pronto soccorso e non ho mai, sottolineo mai, trovato medici e infermieri maleducati, solo gentilezza e competenza. Sono dell'idea che forse se ci si pone con arroganza e maleducazione quello si riceve. Un plauso a chi lavora in pronto soccorso e ne vede di tutti i colori. Questo è uno spaccato diverso da quello che abbiamo sentito prima, quindi non è che prima andava bene, cioè prima era come diceva la signora, ora è come dice quest'altra signora, c'è un po' di tutto all'interno della sanità, come c'è un po' di tutto all'interno della scuola, della politica, del giornalismo, delle forze dell'ordine, dovunque, perché chiaro. Tutti i servizi oggigiorno, fin tanto che non ci sostituiranno con i robot, oppure visioni futuristiche che stiamo vedendo ultimamente soprattutto sui social, tutto ciò che viene erogato da persone, e quindi quando hai, come diceva Cinque Palvi, davanti a una persona che ha a che fare con il pubblico, a maggior ragione nell'ambito della sanità, dove sicuramente chi si rivolge non è lì perché aveva tempo libero, ma perché ha un bisogno e avrà uno stato d'animo anche agitato o preoccupato, ecco, lì bisogna avere empatia e, come diceva prima, e sono dell'avviso del consigliere, se non ce l'hai è meglio dedicarsi ad altro. Grazie per essere stato con noi, so che il Consiglio Comunale si ritroverà appena lunedì prossimo, magari avremo modo di approfondire gli argomenti una volta che si rientra, diciamo, a regime con quelle che sono le attività consigliari. Grazie Cinque Palmi per essere stato con noi. Grazie a tutti quanti. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco saremo in compagnia di Pierluigi Carotenuto, consigliere della 6ª circoscrizione cittadina, San Giovanni, San Luigi per intenderci, appartenente alla lista Russo.Franco. A tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, come anticipato siamo in compagnia di Pierluigi Carotenuto, consigliere della 6ª circoscrizione, lista Russo.Franco. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno Bernardo. Dunque, spettatori. Temi di circoscrizione che affronteremo tra poco, vedo una telefonata, forse un po' eredità del blocco precedente, la sentiamo ovviamente. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, ho chiamato prima. E sì. Allora, le do più dati. Dunque, l'organizzazione della raccolta firme è stata fatta dal Partito Popolare del Nord di Roberto Castelli. È scaduta il 29 di ottobre 2025, però è stata depositata in quanto ha raggiunto la quota di 50.000 firme che era richiesta e si prefigge dunque non si parla, si abolisce la proporzionalità presunta nella legittima difesa, stop all'atto dovuto, nel senso che uno entra in casa, gli sparo, diciamo, non si rischia più, diciamo, di essere chiamati a giudizio e praticamente sì, insomma, rende praticamente in definitiva la professione del ladro la rende pericolosa senza diciamo, come può dire, senza possibilità di essere indennizzati nel caso che c'è qualcosa che non vada. Ok, grazie. Però, un attimo, volevo far suonare. Sì, prego. E dopo chiudo. Ecco, vede, io quello che trovo sinceramente che mi fa botte con la mia coscienza è che un consigliere comunale, non mi riferisco all'ospite, che sia ben chiaro, parlo in generale, costa alla comunità 1.700 euro al mese. Su 1.700 euro mi aspetto che per 1.700 euro, calcolando che c'è gente che guadagna molto ma molto di meno, tra i 500, 600, 800, che sia un minimo preparati su quello che succede nella casa comune. Questi qua invece cosa fanno? Vanno a vedere la partita di pallone, di pallacanestro durante le ore di lavoro. Questo sinceramente lo trovo terribilmente sconcio. Grazie e buongiorno. Grazie per il riferimento che insomma se c'è da attribuire una colpa, la colpa anche mia di non essere stato in qualche modo informato o di non essermi, meglio dire, informato su questa raccolta firme che vedo che è partita da Varese
per quello che è l'ambito di competenza del Partito Popolare del Nord e che poi ha avuto un coinvolgimento anche di altri municipi su questioni di legittima difesa, come aveva esposto il telespettatore. Dicevamo circoscrizione, la sesta circoscrizione, che è la circoscrizione che abbraccia i rioni di San Giovanni, San Luigi, la zona di Rozzollo, se non sbaglio, Chiadino, in parte Cattinara. In parte anche, sì, esatto, la zona di Cattinara. Longera. Quindi, e Longera, giustamente, quindi ha un suo raggio di competenza piuttosto ampio. Più volte la lista Russo e lo stesso Caro Tonuto, che è oggi nostro ospite, ha sollevato alcuni quesiti che riguardano opere in via di costruzione, viabilità. Mi ricordo ancora diversi anni fa una conferenza che aveva fatto con anche i colleghi Goiak, mi ricordo lui, e poi ce n'era ancora un altro che mi sfugge. Sì, Biancuzzi che è sempre in sesto. Sulla fiera, per fare un altro esempio di questioni dove i cittadini insomma stanno cercando risposte. Certo. Fra queste la palestra, no, di San Giovanni. Sì, diciamo c'è il famoso cubone, insomma tristemente noto purtroppo perché è rimasto fermo per anni. Adesso faticosamente il Comune sta riuscendo a far ultimare i lavori alla ditta e abbiamo recentemente, proprio prima di Natale, chiesto l'audizione all'assessore Lodi per capire quando esattamente, finalmente potrà essere resa fruibile per la cittadinanza. Quindi è il rione di San Giovanni ha necessità comunque di nuovi impianti, un po' tutta la città in realtà, ma in particolare anche San Giovanni, no? Quindi avremo piacere di usufruire di questa struttura, no? Sembrerebbe quasi pronta, mancano gli arredi, però almeno avere una data in maniera tale che si possano anche organizzare le associazioni. Un'altra cosa che avevamo chiesto all'assessore Lodi è anche magari pubblicare un bando per cui le associazioni si possono in qualche modo possono manifestare il proprio interesse a utilizzare e a gestire la struttura, no? Okay. Anche su quello non ho avuto delle risposte ufficiali, insomma, ha detto sì, faremo, però in realtà anche là ci vorrebbe forse una data, in maniera tale anche per tenerle un po' tranquille queste associazioni, perché chiaramente mi chiedono, giustamente non so cosa dire, purtroppo ho capito. Sono in attesa. Si vede comunque, questo è segnale di quanto ci sia fame di spazi, no? Sì, assolutamente. Un po' in tutta la città, non solo San Giovanni. Sì, diciamo che lo sport può essere una risposta importante anche a tutte queste problematiche giovanili. Cioè io da ragazzo ho fatto tantissimo sport e magari, non dico tutti, no, però molti invece di fare altro, che magari si possono creare anche problemi poi di altro tipo, incalanare magari l'energia in eccesso nello sport può essere una buona soluzione, no? Quindi peccato avere delle strutture ferme, no? Un po' questo è un peccato. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Prego. Pronto? Sì, prego. Buongiorno, buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Volevo segnalare un piccolo problema che c'è in via Marchesetti, a San Luigi. All'uscita di via Segre ci sono appunto 2 condomini più altre case e non c'è un attraversamento pedonale né sulla destra né sulla sinistra e tantomeno proprio vicino alle case, visto che ci sono tantissime persone, anziani, che appunto vanno a prendere l'autobus e attraversano la strada. Io mi chiedo com'è possibile che non ci sia un attraversamento pedonale, anche perché c'è purtroppo il problema delle macchine che vengono su da via Marchesetti, dal centro, che vengono su velocemente e c'è una specie di dosso che praticamente non si vede l'uscita di via Segre con l'angolo. Okay. E lì non c'è praticamente nessun passaggio pedonale per andare a prendere l'autobus. Quindi lei dice uscita via Segre verso Marchesetti, mancano le strisce, giusto? Esatto, Okay. Da uscita da Segre proprio non ci sono le strisce. Le prime strisce sono davanti al MIB giù, dall'altra parte a destra, e le altre sono molto, molto più giù verso il centro. Ok. Ecco, quindi credo che là c'è una cosa che io non so se è possibile, come è stato fatto, esatto, vedo adesso sulla TV che state proprio quella zona lì proprio non ci sono. Le prime strisce sono, ecco, come state andando giù, fino in fondo, le prime sono da quella parte e dall'altra parte di nuovo fino a giù.
Ok. Lì ci sono moltissime persone, anche persone invalide, hanno dei grossi problemi perché, come lei vede, lì c'è un dosso e le macchine arrivano a forte velocità. Sì, non si vedono. No, non so se si può fare come è stato fatto più avanti, quelle aree centrali, indifferentemente un sistema, visto che ci hanno detto che i dissuasori non si possono mettere, non c'è niente, sembra un po' abbandonato, e anche per le persone che escono dalla via Segre, che c'è solo uno specchio messo sull'albero, che spesso e volentieri è coperto da foglie oppure tutto appannato, eccolo che lo vedete bene. Sì. Diciamo che è molto molto pericoloso. Prima che non succeda qualcosa, credo che sarebbe da pensarci, insomma. Molto chiaro, grazie della segnalazione. La ringrazio per la segnalazione, lo faremo presente, visto che proprio riguarda l'area della 6ª circoscrizione, lo faremo presente presso la segreteria di circoscrizione, che poi provvede a mandare la segnalazione agli uffici competenti, quindi al servizio strade del comune, e quindi poi cercheremo appunto con loro, soprattutto gli uffici del comune, cercheranno di trovare la soluzione ideale, che può essere appunto un attraversamento assistito piuttosto anche che un semplice attraversamento, no? Secondo un po' delle specificità della zona, no? Grazie. Certo. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, 9:15, breve interruzione, torneremo però tra poco. In diretta con Sveglia Trieste, sempre in compagnia del consigliere della 6ª circoscrizione Pierluigi Carotenuto, della lista Russo Punto Franco, che l'altro giorno assieme anche altri consiglieri avete organizzato una conferenza stampa per sollevare questioni legate all'atteggiamento del sindaco in aula, soprattutto quando si è rivolto verso colleghe. Certo. O che siano in questo caso d'opposizione. Il riferimento è alle parole di Alessandra Ricchetti, poi reiterato quando c'era la questione della Befana con il post. Qual è stato, per riassumere, il motivo per cui avete voluto alzare la voce? Allora, diciamo che sostanzialmente non è un argomento che serve prioritariamente di circoscrizione, no? Noi cerchiamo appunto a livello di circoscrizione, proprio andiamo molto sul territorio, quindi cerchiamo di presidiare queste segnalazioni che sono venute prima dal cittadino di prima, quindi magari esigenze di strisce, buche sui marciapiedi, sistemazioni di strade, insomma questa, diciamo, la priorità è quella, però sostanzialmente di fronte all'ennesima, diciamo, alzata di toni del nostro sindaco, che si crede in qualche modo autorizzato spesso, insomma, a poter fare un po' tutto, sinceramente abbiamo voluto sottolineare, ma non per fargli uno sgarbo, fargli anche un po' capire che, insomma, queste tematiche, le tematiche, diciamo, un po' della differenza di genere, un po' del sessismo, un po' questo atteggiamento, questa cultura un po' patriarcale, bisogna trattarle con una certa, diciamo, soprattutto se hai dei ruoli istituzionali e rappresenti i cittadini, vanno trattate con una certa, diciamo, non con molta leggerezza, anzi cercando appunto di mettere i puntini sugli i e di non andare oltre. Diciamo che lui, secondo me, con queste azioni, anche con il fotomontaggio della Befana, è andato ben oltre, no? Poi infatti ci sono stati tantissimi, diciamo, commenti oltre i confini nazionali, per cui Trieste non ci ha fatto una bella figura, sinceramente. Okay. Ma al di là di questo noi volevamo proprio andare oltre, però, quindi superare questa impasse e diciamo in qualche modo invitare nella nostra circoscrizione, poi abbiamo rivolto l'invito anche alle altre, però intanto noi partiamo dalla nostra, dalla 6ª, e abbiamo presentato la mozione per cui, invitando il nostro presidente a invitare la presidente, diciamo, della Commissione Pari Opportunità Regionale, Dusi Marcolin, che si era già espressa in maniera abbastanza chiara rispetto al tenore che insomma il linguaggio istituzionale deve avere una modalità sempre, diciamo, rispettosa e che non deve ingenerare poi delle cadute di stile che poi possono portare a delle derive pericolose. Quindi abbiamo chiesto che per l'8 marzo venga invitata presso la nostra circoscrizione Dusi Marcolin a farci una sorta di lezione su come in qualche modo il linguaggio istituzionale deve essere sempre in qualche modo, deve garantire una pari opportunità
non deve cadere mai nel, diciamo, in qualche modo, mai scadere, diciamo, magari nel patriarcato, comunque in una cultura un po' maschilista che ormai, diciamo, ha anche fatto il suo tempo, se vogliamo, insomma, un pochettino superata. In circoscrizione non ci sono questioni di questo tipo? Allora, diciamo che la nostra circoscrizione... Cioè, i toni della discussione sono abbastanza civili? Diciamo di sì, nella nostra sostanzialmente ci scaldiamo magari su questioni politiche, prevalentemente politiche. Adesso siamo curiosi appunto di vedere se appunto da parte degli altri consiglieri e soprattutto delle consigliere, diciamo, della sesta, di centrodestra, in qualche modo venga accolta questo invito, no? In qualche modo di farci un po' quasi da guida verso, diciamo, questa formazione istituzionale. No? In cosa vi scaldate, giusto per... Cioè, quali sono stati storicamente gli elementi che vi hanno visto contrapposti all'interno della sesta circoscrizione tra centrodestra e centrosinistra? Allora, diciamo... Anche per capire un po' il termometro di quelli che sono le priorità dei rioni, no? Sì. Diciamo che sulle tematiche del rione territoriali andiamo sostanzialmente abbastanza d'accordo, no? Quando si tratta appunto di volere una data per il cubone, di volere insomma un attraversamento pedonale che sia in qualche modo diciamo funzionale, c'è proprio uno di fronte alla nostra circoscrizione, anche lì c'è un'audizione aperta verso l'assessore Babuder, speriamo che quanto prima ci dia una data di presenza presso di noi, ci ha risposto che sarà previsto, però volevamo capire quando, con che termini, con che modalità. Diciamo su queste tematiche siamo tutti concordi. È logico che quando si parla di bilancio, quando si parla di ovovia, quando si parla di tram, diciamo che lì insomma ci sono un po' degli atteggiamenti un po' diciamo di bandiera da parte di entrambe le parti. Io chiaramente colgo più quelli dell'altra parte, no? Loro magari colgono anche i nostri e quindi lì diciamo lo scontro si fa un attimino più acceso, no? Però diciamo sulle tematiche diciamo, del territorio sostanzialmente diciamo l'80-90% siamo abbastanza d'accordo, no? Perché comunque entrambi cerchiamo di fare per il bene dei cittadini, insomma siamo lì, dedichiamo parte del nostro tempo a questa cosa, insomma diciamo... Lo si fa certo cercando di migliorare, no? Quindi quando si tratta di un attraversamento protetto credo che siano tutti d'accordo. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno a voi e buona giornata. Prego. Ascolti, vedo l'ospite che dà il punto franco, mi sembra. Sì. E penso che abbia preso anche, non so, la dialettica della Meloni. E sa perché dico questo? Perché sento dire 1000 volte diciamo, ma ci sono altri termini in cui parlare, capito? Diciamo che cosa? Hanno preso proprio quell'andazzo della Meloni che dice, hanno fatto vedere, in 10 minuti, non so, ha detto 1000 volte diciamo, ma ci sono altri termini per non so, specificare oppure parlare con la gente, non solo diciamo. Insomma, a me fa, vedere queste cose qua mi fa veramente ridere, quindi chiedo scusa, però queste frasi sempre così diciamo meglio toglierle. Parliamo come Dio comanda e non diciamo. La ringrazio, buona giornata. Grazie. Accolgo la critica, faccio presente che non ho copiato Giorgia Meloni, che diciamo tra l'altro non è sicuramente diciamo dalla mia parte politica, quindi prenderei spunto da qualcun altro eventualmente, ma è un diciamo se vogliamo è un difetto che mi porto dal liceo. È un intercalare automatico. È un intercalare che utilizzo dal liceo, che mi ricordo già gli insegnanti mi richiamavano, questo dice infatti, vabbè, ci lavorerò comunque, Diciamo. Penso che sia un fattore comune di tante persone quando parlano di avere qualche comfort zone, dove utilizzi quelle parole perché ti vengono per prima in mente e ti aiutano a legare una frase con l'altra. Ti permettono di riflettere, sono piccole questioni psicologiche e semantiche che hanno a che fare con tutti. Io chissà che cosa dico di continuo, perché non è che mi risento molto spesso e non sono neanche amante del riascoltarmi, ma tant'è. Vediamo intanto se stanno arrivando anche delle mail, sì.
Sono a richiedere un intervento deciso in via San Pasquale, parte incrocio con la via Forlanini, ricade nella competenza. Sì, assolutamente. Sì. Ho segnalato più volte anche ai vigili urbani la situazione di pericolo per chi deve attraversare la strada lungo la via San Pasquale bassa, in quanto il curvone viene vissuto da automobilisti e motociclisti come il circuito di Imola. L'uscita dai parcheggi privati sia in salita che in discesa risulta problematica e pericolosa in quanto non sempre la visibilità è completa. Lo scrive una telespettatrice. Certo. Ma faremo sicuramente una segnalazione alla segreteria della nostra circoscrizione, che poi solitamente attiva la polizia locale oppure il servizio strade appunto del comune, per capire un attimino con entrambi un po' cosa conviene fare. Come insomma. si può fare? Ecco, questo che facciano poi il circuito di Imola, non lo so, mi poteva venire in mente, ma non lo so, è la prima volta che lo sento. Però, vabbè, insomma, altra mail, alberature via La Marmora, quindi siamo ancora sì, là in zona circoscrizione. Vorrei segnalare la preoccupante situazione che si sta verificando in via La Marmora a causa delle incolte ramificazioni dei platani che ormai stanno lambendo le facciate delle case antistanti e interferiscono con i cavi elettrici e relative lampade di illuminazione. Ovviamente il tutto peggiora sensibilmente in caso di bora, con il continuo distacco e caduta al suolo di varie ramaglie, creando situazioni pericolose agli abitanti e possibili danni a veicoli parcheggiati. Anche in questo caso una telespettatrice che segnala in questo caso le alberature. Sì, bisognerebbe capire, perché c'è stato spesso anche segnalato se la proprietà però è comunale o è del privato, perché se è del privato, diciamo, il comune può intervenire fino a un certo punto, almeno per mettere in sicurezza, no? Quindi probabile che sia un privato, quindi quello che può fare il comune è invitare chiaramente il privato a mettere in sicurezza, quindi magari se nasconde diciamo, le luci, i lampioni delle strade, oppure se sporgono troppo, no? Quindi costringere in qualche modo a tagliare chiaramente i rami, no? Però più di tanto, sì, diciamo, se non è proprietà comunale non si riesce a fare, no? Quello è un problema. Abbiamo una telefonata, sentiamola, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Prego. Io volevo segnalare un'altra cosa. Prego. Allora, dalla via Pasquale Revoltella si arriva al girone, che poi girando c'è quella grande curva, si gira a sinistra e si va su per via San Pasquale, e poi invece davanti dritto dalla via Revoltella proseguendo dritto si trova la via Forlanini. Bene, allora quelli che salgono da via Revoltella, da via Pasquale Revoltella e vanno in via Forlanini devono mettere la freccia a destra perché si mettono in un'altra strada. Invece cosa succede? Succede che non so, io abito nei paraggi, insomma, passo spesso di là, ogni tanto c'è qualche indiano che usa la freccia, deve essere indiano, perché altri no, e quindi chi scende dalla via Forlanini e si ferma allo stop deve stare lì fermo e finché non è tutto libero, perché non ci si può fidare del fatto che uno non mette la freccia, non sai dove vuole andare praticamente, e tu naturalmente se hai un tilo di sale in zucca stai fermo e finché non è libero tutto non passi, tipo mio marito, però ogni volta una piccola parolaccia esce, perché dai, cioè, sono cose elementari questo qua, no? Tu vieni da una strada, quando vai dritto vai in via San Pasquale e non c'è bisogno di mettere la freccia. Quando incominci a percorrere la via Forlanini devi mettere una freccia, che vuol dire che vai a destra e non a sinistra. Non so, mi sembra tanto chiaro. E tante volte c'è un piccolo ingorgo anche lì, perché la gente appunto non sa da che parte andare, ecco, quelli che scendono, che devono dare la precedenza. Non so se mi spiego. Sì, ecco. sì. Che penso di sì, insomma è abbastanza chiaro, no? Ecco, ripeto, c'è qualche indiano ancora che mette la freccia e basta, altri no, e siamo lì. Non è una cosa grave se vogliamo, però può anche diventare grave, può anche diventare grave, ecco. Ho capito. Cosa si può fare? Scrivere. Chi va a via Forlanini è pregato di mettere la freccia a destra. Ma guardi, io vedo signora, che c'è proprio da come diceva lei, da via Forlanini verso, come dire, città, per intenderci. C'è lo stop. Forse quello è il motivo per cui in qualche modo non c'è stato in nessun tipo di
strumento inserito per dire a chi, come diceva lei, da via Revoltella o va via San Pasquale o va verso via Forlanini, non mette la freccia, perché in qualche modo ha diritto di precedenza, quindi che io vada a sinistra o che vada dritto, comunque tu che vieni dall'altra parte devi star fermo. Io la interpreto così, non voglio smontare quanto dice, perché sono d'accordo con quello che dice, ecco. Mi scusi, ma io se scendo percorro la destra, sì, gli altri hanno la loro destra, quindi vanno su sulla loro corsia. Non c'entra, ecco, questo voglio dire. Sì, però nel momento in cui ho uno stop... Deve stare fermo là e basta, e non va bene. No, io ho capito cosa dice, perché se io mi trovo allo stop e vedo che una macchina mi mette la freccia a destra, capisco che mi sfila di fianco, io posso passare. Questo intende dire lei, no? Esatto, perché io posso passare. Se ho la mia destra completamente libera, io posso passare anche se ho lo stop. In verità, se c'è lo stop mi devo fermare a prescindere. Mi fermo, però se ho libero poi vado avanti. Certo, quello sì. Diciamo che diventa un vantaggio per chi ha lo stop, ok? Sì, quello è innegabile. Un vantaggio è anche un piccolo diritto, se vogliamo, no? Ecco, perché se ho una fila di macchine all'ora di punta che mi va su, io non so da che parte vanno e devo stare lì fermo. Deve stare ferma, certo, sì, no, ma è chiaro quanto è sollevato. E dietro a me, non è che ci sono solo io, dietro a me ci sono altre macchine, perché scendono dall'ospedale, quindi è un dovere dell'automobilista mettere la freccia laddove va messa, insomma. Sì, quello ecco. sì, ecco, chiaro. Tutto chiaro. là. Grazie. Sì, è chiaro l'intendimento della signora nel dire veniamoci incontro, no? Nel momento in cui tu sei fermo a questo stop e devi andare giù dritto, e se una macchina mi viene da su e mi viene qua a destra, non ci intralciamo e io posso passare. Certo, guadagno tempo, non creo la colonna di auto dietro di me, il fatto che ci sia uno stop e non ci sia dare precedenza o niente, mi impone comunque di fermarmi anche se la macchina prosegue dall'altra parte. Poi diventa una questione di elasticità stradale in qualche maniera, vedo che vai da una parte, io posso anche decelerare ma non fermarmi, c'è lo stop, non è che tutti quelli che hanno stop si fermano, si piantonano a prescindere, se vedono che hanno via libera vanno avanti, come diceva la signora, quindi è chiaro che diventa diamoci una mano tutti e due. Vediamo se questo appello può aver portato un po' di sensibilità nei confronti di chi è solito percorrere quella strada e mettere la freccia se intende impegnare via Forlanini. Dobbiamo andare nuovamente in pubblicità, ci vedremo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre assieme a Pierluigi Carotenuto della lista Russo.Franco in sesta circoscrizione. Un'altra mail dice: buongiorno, segnalo la via dei Pellegrini terribilmente scivolosa in discesa quando piove, scrive Giorgio, quindi anche in questo caso una segnalazione. Dove siamo? Via Pellegrini? Qui via Pellegrini. Andiamo a vedere esattamente perché non ho proprio memoria immediata. Sarà una via chiaramente ripida, immagino, per essere. Vediamo la via Pellegrini Trieste, siamo in zona Rozzol. Sempre via Pellegrini, che in pratica è una via che si delinea tra via Marchesetti e via Forlanini, tagliando in qualche modo il rione un po' a serpentina. Lo vedete, questa che vi sto adesso evidenziando è via Forlanini, questa più larga, e mentre questa viuzza dove vedete la freccetta che vi sto puntando, questa è via dei Cernia, ma subito accanto, eccola qua, la via dei Pellegrini, che come detto non è linearissima perché poi vada verso l'alto, verso la via Marchesetti, e quindi ha un suo percorso un po' curvo, e qui viene segnalata anche la pericolosità della scivolosità del pavimento. Andiamo a vedere un'altra mail che è sempre relativa a segnalazioni di questa natura. Segnalare la necessità di mettere dei paletti inizio via Boigan, lato sinistro, a salire, in quanto il marciapiede è sempre occupato da auto in sosta e i pedoni sono costretti a scendere in strada. Già fatte le segnalazioni anche alla circoscrizione, ma i risultati ad oggi non si vedono. Comunque vigili assenti
per sanzionare. Via Boygan. Proveremo a rilanciare la segnalazione, sì, effettivamente ce l'ha nominata il Presidente, perché quando inizia, diciamo, il primo punto dell'ordine del giorno sulle comunicazioni del Presidente ci aveva fatto presente di questa segnalazione. Vediamo, proveremo a sollecitare, vedere un attimo, almeno che vadano a farsi un giro i vigili, perché se ci sono tutte, purtroppo non è una novità né per Trieste né per San Giovanni che ci siano delle auto, diciamo, dove non dovrebbero esserci, è un problema dei parcheggi, lo conosciamo tutti, quindi insomma bisogna un po' anche, però almeno che si facciano vedere un po' i vigili, ecco, un attimino così, in maniera tale che limitano un po' controllino un po' la situazione, limitano un po' la cosa, ecco, quello mi sembra, sicuramente lo possiamo fare. Insomma, certo. Sì, anche i vigili sono molto disponibili di solito, nei limiti anche loro, adesso hanno assunto qualche persona in più, però sì, hanno anche loro il personale, è quello maggiore. che insomma. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno a lei e al suo ospite Livea. Prego. Allora, intanto volevo dire una cosa, ormai la segnaletica direzionale a Trieste non l'adopera più nessuno, non solo in via Forlanini, in via San Pasquale, ma neanche in centro a Trieste. Lei non capisce più niente, dove uno va o dove uno non va, e per questo io mi arrabbio ogni giorno. E come ha detto la signora Silvia, non è una parolina, è una parolaccia che mi viene fuori ogni momento guidando, stando in macchina. Poi volevo dire un'altra cosa al suo ospite, no? A proposito della Schlein e della Richetti. Io penso che siano due donne che sanno difendersi da sole, non occorre mettere in mezzo le pari opportunità. Qui a Trieste qui a Trieste le pari opportunità non sono mai state ristrette. Noi triestine doc, abbiamo sempre avuto la supremazia di essere donne libere di fare quello che vogliamo, e perciò penso che la Richetti e la Schlein, specialmente la Schlein, anche se ha fatto una caricatura di Befana, io avrei messo anche qualche naso in mezzo, però alla Schlein non serve, grazie, perché il naso ce l'ha già abbondante, grazie. Va bene, la prendiamo come una battuta anche questa, perché insomma non rimane... No, diciamo che ringrazio la telespettatrice, ma noi proprio abbiamo un po' reagito, perché proprio quello che abbiamo anche detto nella nostra mozione, l'abbiamo scritto, l'abbiamo detto anche nella conferenza che abbiamo tenuto di fronte alla nostra circoscrizione, tra l'altro c'era anche la vostra collega, no? Sabato mattina, è proprio, cioè, questo tipo di approccio, questo tipo di cultura che insomma un po' viene fuori da questo linguaggio un po', diciamo, sopra le righe del sindaco, è molto lontano dalla cultura di Trieste, no? Quello che dice la signora è vero, cioè c'è una cultura semmai di donne libere, autonome, che appunto, cioè proprio credo che il maschilismo sia molto lontano dalla cultura di Trieste, credo che ne possiamo tranquillamente dire, no? Ci sono altre città italiane che forse sono un pochettino più indietro da questo punto di vista, no? Quindi per quello, cioè, proprio veramente è un po' un ossimoro, no? Queste sparate del sindaco sono un po' un ossimoro a mio avviso, quindi poi che siano in grado di difendersi da sole non ci piove, insomma, quello siamo d'accordo. Una mail dice: buongiorno, io non capisco perché il sindaco abbia agito così, se per lui questa è comune ironia o se in quel momento non si è reso conto di ciò che faceva. Ovviamente l'orgoglio non gli permette di chiedere scusa. Io come donna in primis e donna che lavora chiedo, visto che il sindaco non lo farà mai, che siano gli altri componenti del Consiglio Comunale, di tutti i partiti politici, a fare in modo che di chiedere scusa almeno alle donne di Trieste, donne della loro città, attraverso un comunicato o un gesto gentile il prima possibile, per scusarsi e far capire che gli uomini di Trieste non sono questi, dice Daniela. Sì, ringrazio anche la signora Daniela. Quello che abbiamo detto sempre anche in conferenza stampa, l'ha detto il nostro collega consigliere di Adesso Trieste, Leo Brattoli, è proprio, cioè, che siamo rimasti molto sorpresi da una mancanza di presa di distanza dai membri femminili della Giunta e del Consiglio Comunale, cioè nessuno, diciamo, del centrodestra in qualche modo ha preso una distanza. Certo, la signora dice tutti quanti, però la signora non è proprio così, no? Perché in politica ci sono due fazioni, no? C'è
una destra e una sinistra attualmente, ce ne possono essere anche 3, no? Quindi sinceramente chi in qualche modo doveva spendersi, diciamo, per in qualche modo scusarsi verso la consigliera Richetti o verso la Schlein avrebbero dovuto essere forse, diciamo, i consiglieri in generale, ma tanto più, diciamo, la componente femminile sia della Giunta che del Consiglio Comunale. Invece c'è stato un silenzio assoluto, il che ci ha reso ancora un po' più determinati a perseguire proprio, diciamo, l'obiettivo di, appunto, presentare la mozione. Poi vedremo cosa succede in sesta circoscrizione, se i colleghi, diciamo, saranno dell'idea di appoggiarla oppure no, quello lo vedremo, e se avremo la possibilità, appunto, di avere Dusi Marcolin da noi, non tanto sicuramente non certo per proteggere la Schlein ma per piuttosto formare, diciamo, in qualche modo i politici, diciamo, mettere i puntini sulle i su come devono essere in qualche modo o dovrebbero essere i linguaggi istituzionali dei politici. Dentro certe situazioni, come Consiglio Comunale in questo caso. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, scusate, sono di nuovo Silvia. Prego. Ecco, allora io sicuramente non ho bisogno di essere difesa, mi difendo benissimo da sola. E allora come mi difendo? Mi difendo usando lo stesso linguaggio del sindaco, rispondendogli che è un grandissimo cafone, punto. Cioè, io non mi lascio difendere da un altro uomo, per esempio, non mi interessa essere difesa da altri uomini, ecco, mi interessa difendermi con lo stesso mezzo, perché l'unica cosa da fare è questa. Sono dei cafoni, spesso sono dei grandissimi sfigati perché non sanno neanche affrontare la loro vita sociale e sentimentale, perché questo è. E quindi io non voglio essere difesa dagli uomini, mi difendo benissimo da sola, e sicuramente anche la signora Richetti, che mi pare che è dottoressa Richetti, e tante altre persone donne sanno difendersi da sole e rifiutano la difesa degli uomini. Non esiste. Cioè non c'è bisogno, perché noi poi quando abbiamo a che fare con gli uomini, io ne ho parecchi in casa perché li ho generati io gli uomini, e vi assicuro che ho tirato su degli uomini veramente uomini, ecco, persone, no uomini, maschi, femmine, persone, ecco. Comunque anche loro non gradiscono sicuramente di venire messe in una quota rosa o di essere messe tipo, non so, in un pallone, in una boccia, protezione. No, si sanno difendere da sole, rispondono per le rime. Sindaco di piazza, lei è un cafone ignorante e non ha utilizzato la sua ricchezza e il suo potere in tutti questi decenni per farsi un minimo di cultura. Lei usa circa 100 vocaboli, non di più, non sa nemmeno parlare e viene a fare il grande uomo. È un uomo piccolissimo, piccolissimo proprio. Ecco, io mi difendo così. E non solo con Di Piazza, in qualunque occasione. Ecco, giustamente ha ragione la signora Nivea, ma il mio è un altro punto di vista, diciamo. Ecco. Va bene. Grazie e buongiorno. Grazie. Grazie. Beh, insomma, l'argomento ha colpito. Diciamo che ha colpito, no, adesso ripeto, la nostra finalità non era né difendere le donne né attaccare il sindaco di piazza, perché appunto noi ci mettiamo a attaccare Di Piazza, non ha senso su questa cosa, era semplicemente proprio riportare, diciamo, in qualche modo una correttezza istituzionale nel parlare e nell'affrontare, diciamo, delle tematiche che, come detto anche in conferenza stampa, purtroppo poi possono dare luogo a problemi di violenza di genere psicologico, anche fisica, e quindi poi degenerano in casi molto gravi, no? Quindi cioè, diciamo, siamo su un livello abbastanza, diciamo, un po' distante, ecco, insomma, no? Quindi siamo partiti da questo, diciamo, atto un pochettino sopra le righe, diciamo ironico, però per rimarcare che chi ha ruoli istituzionali ha una responsabilità verso gli altri, ha una visibilità doppia, tripla, quadrupla rispetto agli altri, quindi deve avere molte più attenzioni. E quindi sì, questo è, diciamo, si perde poi nella volontà di avere una persona come appunto la Presidente della Commissione per le Opportunità, che può in qualche modo farci lezione su questo. Ok, molto chiaro. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, prego.
Salute a tutti. Allora, io Buongiorno a lei. volevo puntualizzare una cosa sola, no? Prima di tutto non è il rispetto, non maschio o femmina, queste sono cose secondarie, il sesso. Ecco, come è secondario anche destra e sinistra. Educazione e rispetto può stare a destra, sinistra, sopra, sotto, nel maschio e nella femmina, in chi non si è ben capito cosa sia, è un'altra cosa. Purtroppo nessuno di noi, persone educate in un certo modo, educate non vuol dire che hanno letto il Galateo, vuol dire allevate, fatte crescere in un certo modo, fanno difficoltà a riconoscersi nel sindaco, che dovrebbe essere il primo cittadino, quello che ci rappresenta, ma non solo per quello che ha detto alla consigliera dell'opposizione, per carità, ma anche per quello che ha continuato a dire, quando ha detto quella là, quando parlerà io uscirò, tanto non ha niente di interessante. Oh, come non ha niente di interessante da dire? Quella non è là perché passava l'autobus, quella è là perché qualcuno l'ha votata. E quel qualcuno è un tuo cittadino e ha diritto anche lui ad avere un rappresentante. Che dopo parli monade o meno lo dirà la gente, ma non tu a priori. Come non mi sono riconosciuto in lui quando ho avuto quelle parole di non rispetto verso quella povera anziana buttata sotto in Viale Miramare, perché l'importante qual è? Dimostrare che non sei mai colpa tua. La colpa è sempre degli altri, la colpa del grande Omsina che non va alla fune, la colpa che non c'è la piscina perché non c'è il progetto, ogni catinara non va avanti per colpa di quelli, la colpa è sempre degli altri. Ma signor, sono 10 anni che sei tu al timone di questa barca, eh? Non è che sei arrivato ieri mattina e hai trovato questo. E quando non può dare la colpa a nessuno, allora andiamo ancora agli anni antichi, no? Presto arriveremo agli antichi romani. Ecco, ci sono tante cose che mi fanno difficoltà a capire. E un'altra cosa, quella che ha detto la signora, che si meraviglia dalle sue, anche il vostro ospite, che le sue seguaci, diciamo così, che sono là dentro, non hanno mosso un dito, no? Ma perché sono tutti pronti a dire, si chiamano yes men, quelli che qualunque roba che dici lui bisogna dir sì. Le ha mai sentite criticare qualcosa? Difendere fino alla morte, perché difendendolo mettendo la sedia. Ecco, allora questo non è un modo di andare avanti, questo è un modo di andare indietro. Volevo intervenire anche prima sui Maranza, che ho le mie idee, ma per carità, non si può, bisogna capire il perché delle cose, non basta reprimere. Nella vita bisogna capire perché fa così. Ma è ovvio, e la sua gente che è là lo appoggerà ancora, perché lui adesso finirà con i mandati, è ovvio, ma non molla la politica, metterà un suo, come possiamo dire, no fantoccio, no buratina, una sua persona di fiducia, ecco, diciamo così, che eseguirà quello che lui dice, per cui lui sarà sempre lui dietro le quinte. Bisogna vedere se però questa persona verrà votata. Ma l'ordine dei suoi è questo, e siccome qualunque roba che fa lui bisogna dir sì, questo è il discorso, non bisogna vedere se verrà votata. Chi ha mai detto di no? Non sono così convinto, se mi permette, sì, non sono così convinto che quello che sarà il nome indicato dal sindaco troverà una convergenza subito favorevole da parte di tutti i partiti. Ma questa è una mia impressione, Bene, sia allora, mai, guardi, non sia mai. Noi ci sentiremo il giorno dopo le votazioni. Benissimo. Io glielo dirò in faccia. Ne sappiamo tutti chi è il suo successore, lo sappiamo tutti, però non bisogna dirlo. No, va bene. Va bene. Ecco, lo avete anche voi ospite nel 2x3 in trasmissione? Ecco, sì. Perché bisogna seguire quella strada e nessuno si opporrà, perché non si è opposto quando la gente andava a protestare per l'Ovovia, non si è opposto, anzi, quando c'è le riunioni neanche si presentava. Ecco, lui, se toglio, faccio quel che voglio. Mi avete votato e dovete far così. Ecco, ma questo non è, guardi, non sono arrabbiato, glielo giuro. No, ma ci mancherebbe. Sono deluso che è diverso, perché amo questa città, sono triestino, figlio di triestini da generazioni, l'ho vista crescere, ho dovuto andare via e ritornare, e quando sono tornato mi piangeva il cuore, ma quel che vedo non è più la mia città. Ossia, per questo sono deluso, perché quando speri e vedi che quello in cui hai sperato non esisti più, vedi che ha distrutto tutto, allora ti viene una roba dentro, perché se fossi che me ne frego, ma non posso, perché sta città per me vuol dire qualcosa. Certo. Ecco, no, volevo in qualche modo calmierare la sua amarezza con la variabile sempre, diciamo, imprevedibile del voto, capito? Quello era...
il senso della mia interruzione, ecco. Ma già è prevedibilissimo. Ma dai, sarà tutto secondo copione. Speriamo di no, dico io. Speriamo di no, mi permetto di dire. Io sono dall'altra parte, quindi le dico speriamo di no. Faremo in modo che non sia così, però poi vediamo. Ci vedremo il giorno dopo le elezioni. A questo punto. Cuor mio, Milton Triestin. Mi faccio invitare anch'io da bene. Ecco. No, chi vivi sperando con quel che segue. Ecco. Vabbè, certo. Ecco, così è finita. Ma Sanremo il gas natura tutto, addirittura il Carneval de Muggia. Per andare bisogna pagare. Ma era la festa più popolare che esisteva. Sì. Mio papà mi portava a vedere il Carneval del Servo, non più, ma non è per pagare, perché tutti abbiamo 10 euro, sì. Tutti, anche il più pezzente, sì. Ma è il principio. È molto chiaro. Scusami. No, grazie, anzi è stato, come amo Trieste, è stato così simpatico avere... Ragazzi, guardi, neanche a Viareggio te paghi per vedere il Carnevale. A Muggia sì, ma mi amo sta città, però se continua così forse era meglio che nascevo di qualche altra parte, insomma. Arrivederci. No, grazie. Grazie. È stato un siparietto anche simpatico poter parlare con chi ha già l'idea di come andrà a finire e con speriamo che si sbagli, una variabile che potrebbe invece scombinare le carte, chissà mai. Beh, insomma, vedremo, dai. C'è una mail che io leggo anche perché è stato un pensiero che ho avuto ma ho taciuto a riguardo quando la signora parlava della rotonda di via Revoltella e con la via Forlanini, chi arriva, secondo Silvia che ha chiamato, insomma, dovrebbe mettere la freccia per indicare, no? La mail dice, e lo scrive Daniele: chi mi dice che la via Forlanini non sia il seguito della via che io percorrendo in salita, se poi metto la freccia a destra per fermarmi dopo la curva, quindi è come dire, non è per forza detto, interpreto, che la mia freccia sia dovuta nella misura in cui io non faccio altro che proseguire nella mia strada. Certo. Capito? È come se io vado in via Carducci e devo mettere la freccia, ma sono sempre in via Carducci, quello è vero, vado sempre dritto. Tu la freccia la metti prima. Adesso forse ho fatto un esempio che non calza bene, però questo è il quesito. Adesso non apriremo un tavolo di urbanistica qui, perché altrimenti non ne usciamo, anche perché sono sicuro, caro Tenuto, che troveremo in già due opinioni diverse. Sicuramente. No? Quindi sarebbe un po' fuorviante. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Maria? Sì, prego. Scusami, un po' un intervento un po' fuori linea. Io appartengo alla circoscrizione terza, ma chiederei al signore qui, rappresentante della lista Punto Franco, del mio amico russo, tra l'altro, se nella mia circoscrizione, la terza, esistono rappresentanti dell'opposizione. Certo. Perché con i gravi problemi che è la circoscrizione terza, parlo dell'asilo di Roiano, parlo della funicolare, via, la chiamiamola come è, non si è mai presentato uno della circoscrizione terza. E questo anche a voi non so se l'avete invitato, che voi di Tele4, con i gravi problemi che ci sono tutti e due problemi fondamentali per Trieste. Ecco, questo ringrazio se potete intervenire. Certo, grazie. Sì, esistono. Grazie, sì. Non so chi, adesso non ho a mente subito chi è chi è la consigliera, mi pare, ma ci sono della terza circoscrizione della lista russa. Ci sono la Donatella Bigotti e esatto. La Francesca Zorzon, okay. Diciamo che sono anche molto presenti, anche operative, quindi adesso non so a cosa si rivolgeva, forse quando sono state le... In generale a quelli che sono i consiglieri di opposizione. Ma quando non erano presenti, perché insomma a me risulta sicuramente quando sono le sedute di circoscrizione sono presenti. Forse non qui, in trasmissione, vedremo di coinvolgere anche loro. Infatti, quello può essere l'occasione, può essere l'occasione per avere dei volti nuovi. Ancora una mail, mi ricollego alla telefonata precedente della signora che abbia spiegato il problema dello stop all'incrocio tra Revoltella e Fornalini. Il problema c'è e non c'entra che ci si deve fermare allo stop in ogni caso. Chi sale dalla via Revoltella pensa che la strada prosegua dritta e per questo non mette la freccia. Quindi, potrebbe essere, sì, quello è. Il motivo è che manca una qualsiasi segnalazione, cioè manca sia un cartello che indichi che la strada principale tra qualche metro avrà un incrocio, giustissimo, sia segnaletica a terra, magari con la semplice suddivisione della carreggiata nel senso di marcia delle corsie, in modo che sia evidente che la strada principale della curva a sinistra non va dritta. Qualcosa bisogna fare. Anch'io mi trovo spesso
a percorrere quella strada ed è un vero disastro nelle ore di punta. Se si suona il clacson per rilevare la mancanza della freccia, ti guardano stupiti perché non capiscono il motivo del richiamo. Strisce a terra che indicano che manca una segnalazione a terra non ci sono, potrebbero servire quelle che suddividono la carreggiata. Sì, insomma, è chiaro ormai da parte di chi frequenta quell'area che c'è questo disagio nel non avere una chiarezza da parte degli altri automobilisti. Diciamo, facciamo una volta al mese, insomma, una volta ogni 2 mesi facciamo un question time con diciamo, la polizia locale e viene anche, ultimamente sta venendo anche l'assessore De Gavardo, diciamo, sì. No? Quindi in quella sede là raccogliamo tutta una serie di segnalazioni dai cittadini o anche diciamo che abbiamo avuto modo di notare noi, in questo caso appunto sicuramente la porterò diciamo anche perché rispetto a una segnalazione standard qui bisogna un po' ragionarci, sì, non è così banale, quindi va chiesto un po' una consulenza alla polizia locale, capire un po' cosa conviene fare, forse muovere. Con la segnaletica si riesce a risolvere, forse, però va un po' capito. Forse con la suddivisione delle corsie può sembrare magari a qualcuno più doveroso dover segnalare la propria intenzione se proseguire dritto o girare. Può darsi, può essere una strada. Grazie consigliere Caro Tenuto per essere stato con noi, grazie a voi. Franco in 6ª circoscrizione. Buona giornata e buon lavoro. Buongiorno, grazie. Ci fermiamo qui, grazie a tutti, Sveglia Trieste torna domani con la rassegna stampa a partire dalle 7 in compagnia di Laura Buccarella, arrivederci.